Buongiorno, ben ritrovati. La nostra prima edizione anche oggi per raccontarvi in diretta fino alle 14:30 il territorio del nord-est, del Veneto, del Triveneto. Allora è una giornata importante perché ovviamente si discute dell'autonomia approvata ieri in Consiglio dei Ministri, ne parleremo fra pochissimo. Prima vi do soltanto un aggiornamento di cronaca perché purtroppo nel Veneto falcidiato dalle tante tragedie sul lavoro, un'altra tragedia si è consumata questa mattina nel Veronese a Pressana, dove un autotrasportatore è morto dopo essere caduto all'interno di una cisterna del proprio camion mentre si accingeva a caricare cereali. È successo poco dopo le 9. Nell'azienda, in un'azienda che raccoglie e immagazzina granaglie e cereali, l'azienda Berti Group di Pressana. Come dicevamo, siamo nel Veronese. Ovviamente da ricostruire la dinamica di questa tragedia sono intervenuti i soccorritori con l'ambulanza, l'elicottero e i vigili del fuoco per estrarre l'autista dalla cisterna, ma le ferite riportate erano troppo gravi, l'uomo è morto. Ci sono anche i carabinieri in questo momento sul posto per i rilievi. Purtroppo dunque questa giornata inizia con un'altra tragedia sul lavoro in Veneto. Ne parleremo anche più tardi. Sono passati solo pochi giorni dall'inizio del processo per la morte di Mattia Battistetti, che vi abbiamo raccontato in diretta proprio nella nostra prima edizione. Ma dicevamo, l'autonomia, ci sono voluti 1929 giorni perché l'autonomia, un progetto, il disegno di legge sull'autonomia arrivasse in Consiglio dei Ministri e venisse approvata da un Consiglio dei Ministri, insomma da un governo. 1929 giorni da quel giorno, il giorno del referendum nel 2017, quindi 5 anni e qualche mese. Dunque una rivoluzione l'ha chiamata il governatore Zaia. Adesso inizia un altro percorso che avrà altri tempi. Adesso tocca alla cabina di regia, tocca definire i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, ma è un passo diverso rispetto all'attesa che c'era da quel 2017. Allora riviviamo le ultime ore con l'approvazione in Consiglio dei Ministri, gli applausi in Consiglio dei Ministri, l'opposizione invece del Partito Democratico molto dura. Il servizio di Lina Paronetto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli applausi il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata, primo punto all'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo e ora pronto a essere sottoposto all'esame della conferenza Stato-Regioni. La reazione a caldo del governatore Luca Zaia è stata di grande entusiasmo. È una bellissima notizia perché inizia finalmente un percorso verso l'autonomia, verso il federalismo, che è una scelta di modernità, di responsabilità e ovviamente non è la secessione dei ricchi come qualcuno la vuol definire, tantomeno voler spaccare l'Italia in due, ma sarà l'occasione per crescere tutti assieme guardando al futuro con positività. Soddisfatti per l'obiettivo raggiunto nei primi 100 giorni del governo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, così come gli esponenti di Fratelli d'Italia, mentre il Partito Democratico si schiera compatto contro la bozza. È proprio sbagliata e quindi non se ne farà nulla, attacca il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini, che ha chiesto a sua volta l'autonomia per la sua Emilia-Romagna, ma ritiene scorretta, anzi ridicola, la strada intrapresa dalla Lega. Se vogliono andare avanti faremo una mobilitazione con tanta gente nel paese, ha aggiunto. Per il leader CGIL Maurizio Landini un progetto che va contro l'Italia, posizioni che poche ore prima dell'approvazione Zaia aveva respinto con queste parole. Mi spiace vedere che ancora ci sia qualcuno che sostiene che questa sarà la fine del nostro paese. Non sarà così. Basti pensare che Germania, Stati Uniti vengono percepiti come grandi nazioni non divise, ma hanno federalismo veramente vero. 10 articoli, l'ottavo, il più contestato dal centrosinistra, quello che specifica che dall'applicazione della presente legge di ciascuna intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ho l'impressione che, vista la confusione che c'è in questo governo, non siano d'accordo nemmeno all'interno della maggioranza su questo testo e che per il momento venga mandato avanti perché ci sono le elezioni in Lombardia. Noi abbiamo una posizione molto critica nei confronti del disegno di legge, della proposta, della bozza di Calderoli. L'autonomia è un processo invece che va realizzato, va fatto in maniera seria, stralciando dalla possibilità di costruire questa
autonomia alcune materie che oggi sono del tutto inattuabili. Un passaggio tutto da verificare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per Martella, l'approvazione della bozza Calderoli, nel giorno in cui il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha incontrato Giorgia Meloni chiedendo che le medesime prerogative del Veneto vengano assegnate anche alla provincia autonoma, affinché, dice, non si crei un paradosso tra territori a statuto ordinario e territori a statuto speciale. Oggi, ha concluso, abbiamo messo le mani avanti. Abbiamo visto il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, che poi qualche ora dopo ha detto l'autonomia si arricchisce di un nuovo annuncio. Si tratta di una recita a soggetto destinata ad arricchire scaffali di carta e destinata ad arenarsi in Parlamento per le troppe contraddizioni che contiene. L'esponente Dem punta l'indice sul fatto che le modalità con le quali si è arrivati a questo provvedimento non sono state adeguate alla serietà delle questioni in gioco. Basti pensare, dice Martella, al fatto che il ministro Calderoli non ha neppure convocato le regioni, saltando a piè pari su un confronto che era sacrosanto. Questa è la posizione del PD, quindi non contraria all'autonomia ma alla bozza di Calderoli. È un po' la posizione anche di Bonaccini che abbiamo sentito nel servizio. Allora, chiamato in causa Calderoli, il ministro per gli affari regionali e per l'autonomia, che sarà proprio in Veneto fra qualche ora, intorno alle 18 a Vicenza, e che ieri sera, poco dopo il Consiglio dei Ministri, è intervenuto in conferenza stampa insieme ai ministri Fitto e Casellati, parlando proprio dell'approvazione in Consiglio dei Ministri. Sentiamo un passaggio di Calderoli. Io ricordo che le materie non sono il contenuto della nostra legge, ma sono il contenuto dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi, fermo restando che non è una legge che dall'oggi al domani possa trasferire una materia, una competenza, un ambito di materia dallo Stato alle regioni, visto che ci sarà la necessità di una richiesta della Regione, un atto di indirizzo del Parlamento su un'intesa preliminare, quindi prima ancora del testo definitivo, nonché il parere della Conferenza delle Regioni, e una volta approvata in Consiglio dei Ministri la formula definitiva verrà sottoposta, come prescrive la Costituzione, a un voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Rispetto a quello che erano state le intese sottoscritte da vari governatori, fra cui un concorrente alla candidatura del PD, vi era la presenza della scuola e dell'istruzione, vi era la non previsione dei livelli essenziali di prestazione, una spesa storica che veniva prevista per una durata di 6 anni, tutte cose che noi abbiamo affrontato in questo disegno di legge, quindi coinvolgimento del Parlamento, l'esigenza di definire i livelli essenziali delle prestazioni, costi e fabbisogni standard, e quindi il superamento definitivo della spesa storica. Accanto a questo un capitolo che riguarda l'aspetto perequativo, a cui ha collaborato strettamente il ministro Fitto e su cui abbiamo affrontato non solo la perequazione verticale ma anche quella relativa a interventi speciali infrastrutturali e per la spesa corrente, che credo sia una novità. I cittadini di serie A, B e purtroppo anche di serie C sono una realtà che noi viviamo oggi nel nostro Paese, una realtà che vede delle sperequazioni non solo su un asse verticale del Paese, quindi riferite al nord al sud, ma riferite anche ai residenti nei piccoli comuni, nelle zone montane, nelle piccole isole, nelle aree marginali, e credo che tutti debbano essere affrontati in termini di problemi e risolti e superati. Non posso che verificare che la responsabilità, come invece qualcuno tende a fare oggi, ovvero di attribuire all'autonomia differenziata la presenza di diversità così macroscopiche, non può essere assolutamente riferita all'autonomia differenziata, perché l'autonomia differenziata fino ad oggi non c'è stata, e quindi evidentemente è frutto di una gestione centralista che vi è stata fino ad oggi,
come ho sempre detto, noi abbiamo un treno che si chiama Italia, e se una parte dovesse essere rallentata, viene a rallentarsi tutto il paese, e quindi io mi auguro che con questa legge ci sia un locomotore che tira e un locomotore che spinge, perché se tutti e due spingeranno nella stessa direzione avremo un'Italia ad alta velocità. Intanto in queste ore il Ministro della Salute Schillaci dice, attenzione, io credo che per la salute sia necessario che le regioni siano in qualche modo guidate dal Ministero della Salute. Credo che il Ministero debba avere comunque non solo un potere di indirizzo e distribuzione dei fondi, ma anche sostenere un meccanismo virtuoso insieme alle regioni per capire chi lavora meglio e aiutare chi è in difficoltà o non riesce a lavorare bene. Quindi Schillaci dice comunque il Ministero sul tema della salute deve avere una funzione guida. Già dal 2001 ha proseguito il Ministro, gran parte della sanità è affidata alle regioni. Delle differenze ci sono già adesso e bisogna analizzare bene tutto il sistema sanitario nazionale, però già attualmente c'è una grossa autonomia se si considera che l'80% delle spese dei bilanci di una regione sta proprio sulla sanità. Conclude Schillaci, da ciò si capisce quanto sia importante il peso delle regioni, ma io credo che il Ministero debba comunque avere un ruolo di indirizzo. Ieri sera a Focus, nella trasmissione del nostro direttore Luigi Baccialli, il primo intervento a caldo del governatore Luca Zaia dopo l'approvazione dell'autonomia. Allora sentiamo alcuni passaggi del suo intervento. Non si sarebbe arrivati qui se non avessimo fatto il referendum. Vi ricordate tutte le polemiche, Zaia spreca i soldi per il referendum perché tanto basta una delibera. Il peso, il fiato sul collo di 2.273.000 veneti ha creato l'effetto desiderato. Se questo Paese non scegliesse l'autonomia, oggi l'abbiamo fatta per scelta questa decisione, abbiamo preso questa decisione per scelta, l'avremmo presa per necessità tra qualche anno, perché un Paese che continua ad accumulare debiti e a non risolvere i problemi vuol dire che ha un sistema di gestione sbagliato, che è quello centralista. Presidente, lei oggi ha detto il primo giorno di scuola, no? Perché è ancora un cammino lungo, irto di ostacoli questo percorso, questo cammino. Abbiamo sentito dichiarazioni durissime da parte di tanti detrattori della riforma dell'autonomia differenziata. A me ha stupito un po' quello di Bonaccini, che era al suo fianco fino a qualche mese fa, adesso ha detto saliremo sulle barricate. Vabbè, barricate sono a disposizione di tutti, guardi. Cominciamo col dire che l'autonomia è prevista dalla Costituzione. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. Troverei più coerente sentir dire presenteremo un progetto affinché la Costituzione sia modificata e si elimini quella parte di Costituzione che prevede l'autonomia. Ma è difficile dirlo quando dovresti dire che se c'è una parte di Costituzione che parla dell'autonomia differenziata è proprio in virtù di una modifica della Costituzione che ha fatto il PD nel 2001. Perché questo è l'assurdo. Cioè noi stiamo applicando una Costituzione che è stata modificata dal PD, che è lo stesso PD che oggi si lamenta. Lei capisce che qualcosa non torna. Perché l'autonomia costi zero. Se in Veneto la gestione di una competenza costa 100 da parte dello Stato che gestisce quella competenza in Veneto, noi gli chiediamo di darci quella competenza e di darci 100 e ci arrangiamo noi a gestirla. Siamo bravi e spendiamo 90, i 10 penso che sia corretto che restino a noi o no. Sul fondo di perequazione che è stato auspicato per evitare che ci siano appunto delle discriminazioni finanziarie, qual è la sua opinione? Ma la mia opinione è che dobbiamo fare i conti. Cioè, inutile che parliamo di fondo di perequazione se ancora non sappiamo quali sono i conti. Cioè, facciamo il fondo di perequazione per la pizza, per il costo della pizza margherita, perché qualcuno la paga e è convinto di pagarla tanto. Allora, qual è il prezzo? 5 euro, 6 euro una pizza margherita? Bene, cerchiamo di capire se intanto tutti la pagano di più o di meno. Dopodiché, se troviamo qualcuno che la strapaga perché il servizio da lui costa di più, perché è vittima di angherie, eccetera, cercheremo di perequare, fare in modo che la paghi 5-6 euro come gli altri. Ma noi parliamo di fondi quando ancora non conosciamo i conti. Ma se fino all'altro ieri il problema era fare il LEP, dal momento in cui questo governo prende e dice i LEP si fanno obbligatoriamente, non c'è più problema. Guardi che noi ci siamo sentiti dire per 5 anni che se non c'erano i LEP l'autonomia non si fa.
Adesso abbiamo risolto il problema, adesso parliamo di un altro tema. Guardi, io penso che tutto quello che i territori più disagiati si meritano è giusto che abbiano, ma nulla di più rispetto a quello che debbono avere. Torneremo a parlare di autonomia ovviamente anche nella nostra parte politica di oggi. Ci sono ovviamente tante reazioni, non solo il PD contrario alla bozza alla DDL Calderoli, anche il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, che ha detto così si mina l'unità d'Italia, anche la CGIL, i sindacati, insomma la CGIL contraria alle parole di Landini proprio in queste ore. Andiamo però adesso con la cronaca, torniamo alla cronaca, abbiamo parlato all'inizio di una tragedia sul lavoro avvenuta nel Veronese con un autotrasportatore che è caduto nella cisterna del camion che stava scaricando e purtroppo è morto. A Treviso invece i carabinieri che hanno arrestato un 35enne di Vedelago che si era finto un carabiniere mandato da una fantomatica nipote coinvolta in un incidente stradale per ottenere con urgenza del denaro liquido, ma viste le perplessità della vittima della truffa, una donna di 84 anni, le ha strappato un prezioso orologio da polso e si è dato alla fuga, quindi una truffa che è diventata una rapina in casa, vittima una donna di 84 anni. L'uomo è stato però individuato e arrestato. Dopodiché torniamo a parlare del delitto che ha visto a San Martino di Lupari la morte di una mamma uccisa dalla figlia. Dopo più di un mese di ricovero è stato dimesso il papà Giorgio Miatello. Giorgio Miatello è stato dimesso dall'ospedale dopo 35 giorni. Quando è stato ricoverato era in condizioni gravissime, ora sta meglio. Tutto era accaduto il 26 dicembre, quando la moglie Maria Angela Sarto è stata aggredita e uccisa nella loro abitazione di San Martino di Lupari, omicidio per il quale è accusata una delle due figlie, Diletta, che si trova in carcere a Verona sotto stretta sorveglianza con la pesante accusa di omicidio volontario. Unico testimone di quanto accaduto, Miatello ora sarà sentito dai magistrati. Almeno questa è sempre stata l'indicazione arrivata dal tribunale per ricostruire nei dettagli quanto è accaduto quella notte. Ora l'uomo, 89 anni, che aveva riportato gravi ferite anche alla testa, è ospite di una struttura di riabilitazione nell'Alta Padovana. La sua testimonianza potrebbe essere raccolta dai magistrati alla presenza dell'accusa, della difesa e del legale dell'altra figlia, che è stata poi quella che ha lanciato l'allarme una volta entrata nella casa dei genitori e scoperto quello che era avvenuto durante la notte. Una testimonianza dunque che sarà davvero decisiva. È stato assolto la cronaca giudiziaria con formula piena dalla Corte d'Appello di Venezia l'ex prefetto Carlo Boffi, accusato di aver pilotato le visite al centro di accoglienza migranti di Cona. Boffi, che era stato condannato a 20 giorni in primo grado, pena ora annullata, ha visto riconosciuta la totale innocenza, in particolare in relazione a una mail alla ditta Edeco, titolare dei servizi a Cona, con cui avrebbe anticipato l'ispezione che in realtà altro non era se non una visita conoscitiva. Come è stato appunto riferito, la prima sezione della Corte ha assolto Boffi perché il fatto non sussiste. Torniamo a Treviso, la cronaca ancora, perché dopo 2 settimane di agonia si è spento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello il custode della palestra dell'istituto Mazzotti, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Non ce l'ha fatta Paolo Malerba, 61 anni, custode della palestra dell'Istituto Mazzotti di Treviso. Dopo oltre 2 settimane di agonia il suo cuore ha smesso di battere per sempre. L'uomo, originario di Lecce, era rimasto vittima di un incidente il pomeriggio del 16 gennaio, quando era caduto da circa 2 metri mentre stava sistemando un canestro di basket. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato d'urgenza a Ca' Foncello, era stato sottoposto a 2 interventi chirurgici, senza però mai risvegliarsi dal coma nel quale era sprofondato dopo la caduta. Malerba lascia la moglie e 2 figlie. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire ogni aspetto della tragedia e nelle prossime ore il PM potrebbe decidere se disporre l'autopsia. La notizia della morte del 61enne ha lasciato un profondo vuoto non solo tra studenti e personale scolastico del Mazzotti, ma anche tra le società sportive che usufruivano nel pomeriggio della palestra per gli allenamenti. Palestra che in queste settimane era rimasta chiusa per consentire ai tecnici dello Spisal di effettuare i rilievi previsti. L'Albatros Volley, che ha listato a lutto la propria pagina Facebook, ha voluto lasciare un ultimo messaggio a Paolo, ricordando la sua gentilezza e disponibilità.
Ci stringiamo alla famiglia. In tutte le gare del weekend verrà rispettato un minuto di silenzio per ricordarlo. Dopo tanti anni era diventato una presenza costante, uno della squadra a tutti gli effetti. Ciao Paolo, ci mancherai. Nel Padovano adesso il caso delle baby bulle, l'abbiamo raccontato proprio in questi giorni. Fra poco vedremo anche il servizio con alcune novità, ma prima ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin da Maserà, perché è nella zona di ritrovo di questo gruppetto di giovanissime che ha terrorizzato delle coetanee, per sentire gli ultimi sviluppi. Allora Valentina, a te. Sì, buongiorno da Maserà, siamo venuti qui in questo comune della cintura urbana di Padova perché per continuare a parlare di questo fenomeno delle baby bulle che hanno accerchiato, picchiato in una sorta di spedizione punitiva alcune ragazze di 13 anni che ancora in questi giorni vivono nel terrore, fanno fatica ad uscire da casa, ancora ricordando quanto è accaduto sabato al centro commerciale Hyper City. Maserà purtroppo è il comune di residenza e quindi quasi il quartier generale di queste ragazze. Qui con me c'è il sindaco Gabriele Volponi, che ben conosce questo fenomeno, perché sindaco, lei conosce queste ragazze, è una situazione che purtroppo qui in paese aveva già dato alcuni problemi. Sì, diciamo che il contesto di questo episodio si rifà a Maserà, ma contesti come questi ormai nella vita quotidiana ci sono in moltissime altre realtà comunali, perché per me che sono 20 anni ho visto ciclicamente le generazioni compiere degli atti, e quando parlo di generazione intendo quella adolescenziale o preadolescenziale, commettere degli atti che non andava bene. È singolare che siano delle ragazze, però è capitato. Sì, gli episodi ci sono stati, in particolare negli ultimi 6 mesi. Parlare di baby gang organizzato di quartier generale, insomma, oggi i giovani tramite degli strumenti possono fare quartier generale da qualunque altra parte. Se il gruppo è formato da 20-25 ragazzi, sicuramente non sono tutti di Maserà, sono anche dei comuni limitrofi. Infatti come sindaci ci aggiorniamo perché normalmente si spostano da un territorio a un altro, e purtroppo viviamo anche questo problema sociale, che è un problema sociale che è causato da questi adolescenti o preadolescenti, ma alla base c'è la mancanza di famiglia dietro, e quindi noi dobbiamo stimolare le famiglie, quindi noi genitori, ad avere un controllo prima di tutto dei nostri ragazzi, e secondo di dargli sempre quotidianamente l'insegnamento giusto. So che sembra facile a parole perché è molto complicato nella vita quotidiana, ma è un obbligo che come genitori, come famiglie abbiamo. Che tipo di problemi hanno dato qui a Maserà, in qualche locale, anche tra ragazzi? Lei quest'estate aveva preso anche dei provvedimenti per i parchi pubblici? Sì, i parchi pubblici, la chiusura, l'ordinanza di non entrare a determinati orari, perché insomma ci ritrovavamo fuori a degli orari consoni per potersi trovare, schiamazzi e qualche volta anche qualche danno. Che siano riconducibili a loro, questo non lo posso dire oggi. Abbiamo aumentato la videosorveglianza, abbiamo acquistato nuovi strumenti anche mobili per il controllo del territorio. Gli episodi sono senza colluttazione, ma sempre alcuni accerchiamenti fatti a ragazzi di pari età o anche a bambini più piccoli, che potrebbe essere pensato da loro come uno scherzo, però per i genitori posso capirlo che diventano delle inquietudini, perché nel momento in cui un bambino minacciato o al quale è stato creato inquietudine va a casa e dice che non vuole più andare a scuola, è legittimo che un genitore si preoccupi. Noi abbiamo preso provvedimenti perché non vogliamo che nel territorio libero di Maserà ci possano essere questi episodi, e quindi non me la prendo direttamente con i ragazzi perché non sono nessuno per prendermela se non il sindaco del comune, ma in questo caso siamo davanti a degli episodi che hanno un risvolto giudiziario, quindi ci sarà le autorità preposte che prenderanno interventi. Da parte mia c'è l'obbligo di sensibilizzare le famiglie a circoscrivere e ad eliminare completamente questo tipo di episodi. Ecco, come si
sindaco, anche voi avete bisogno delle indicazioni per agire. C'è stata una riunione in prefettura che ha coinvolto il sindaco di Albignasego, perché nella fattispecie l'episodio è avvenuto nel suo comune, ma anche lei come sindaco sta cercando di interagire con le forze dell'ordine per avere insomma quantomeno una direttiva su come comportarsi per arginare questo fenomeno. Certo, il comando provinciale mi ha chiamato, avremo un appuntamento a breve, abbiamo intenzione di creare degli incontri anche per i genitori legati alla legalità, contro il bullismo, coinvolgeremo la scuola, il comitato dei genitori con il quale sono in contatto e svilupperemo ciò che facciamo già di abitudine, soltanto che avrà una marcatura completamente diversa visto l'episodio che è successo ad Albignasego sabato scorso. Però ci teniamo a dire che non lo facciamo per questo, ma all'interno della scuola sempre vengono fatti incontri sulla legalità. Fatalità, la settimana scorsa c'era la Polizia di Stato, la Polizia Stradale a insegnare ai ragazzi delle medie. Poi sa, quando si fa insegnamento c'è chi apprende e chi non apprende. In questo caso non è stato appreso da qualcuno, avranno la giusta punizione, però il fenomeno è dilagante in giro nei territori. Quindi serve anche un intervento secondo me governativo davanti a questi problemi qua, perché c'è una miscellanea di generazioni fatte di diverse nazionalità e quindi dobbiamo affrontare il problema per quello che è, perché il disagio giovanile è un disagio familiare. Anche perché purtroppo alcune di queste ragazze non frequentano con regolarità la scuola. Certo, ma la scuola è una scuola dell'obbligo, quindi se non c'è la regolarità nella scuola si interviene con gli strumenti legislativi. Mi chiedo se non frequentano regolarmente la scuola, dove sono i genitori, perché i miei figli vanno a scuola, stanno a casa quando non stanno bene, ma bisogna essere prima di tutto genitori che fanno in modo che i propri figli ottemperino a quello che prima di tutto la legge impone e secondo quello che è l'insegnamento che vogliamo trasferire a questi ragazzi. Quindi se non frequentano vengono presi dei provvedimenti. Ripeto, vanno circoscritte e eliminati questi tipi di episodi. E allora ringraziamo il sindaco di Maserà, Gabriele Volponi, e da Maserà è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina. Nel frattempo il papà di una delle vittime di queste aggressioni è tornato dai carabinieri. Lei doveva vedere i filmati, dopo l'aggressione ci sono stati festeggiamenti ed è una cosa brutta, cioè incitare a violenza. Ora se mia figlia doveva avere paura di 2 o 3 persone, magari oggi ne deve avere paura di 20, 30 o chissà quante. Parla ancora il papà di una delle 3 vittime. Tutte e 3, 13 anni appena, non hanno ancora avuto il coraggio di tornare a scuola dopo il raid punitivo di cui sono state vittime sabato scorso nel parcheggio dell'Ipercity di Albignasego per aver denunciato i ricatti e le estorsioni subite da 3 adolescenti incrociate a una festa di Halloween. Sui social continuano le minacce nei loro confronti con dirette su vari canali come questa. L'ultima diretta che ho visto si girava in un pullman pieno di ragazzini e parlavano di questo. E parlavano di questo, citando le nostre figlie, citando l'aggressione. Hanno paura le giovanissime vittime e le famiglie. Le 3 autrici dell'aggressione sono state identificate, ma nei loro confronti non ci sono ancora provvedimenti. Per questo non capisce le parole rassicuranti pronunciate dal sindaco di Albignasego Filippo Giacinti, che al termine del vertice in prefettura a Padova aveva detto che il territorio e l'area del centro commerciale sono zone sicure. Quando vedi da un filmato 50 ragazzi intorno ai tuoi figli, non mi può parlare di territorio sicuro se 4-5 macchine che sono scese di gente comune che faceva la spesa ha girato il volto dall'altro lato. Perché? Perché la gente ha paura, perché se qualcuno si fermava e interveniva prendeva le stesse botte che ha preso il papà dell'amica di mia figlia. Grande l'amarezza di questo genitore che a domande come questa della figlia non sa come rispondere. Siamo state 2 volte dai carabinieri, papà, e ora? Ma forse era meglio che pagavo? Ma forse era meglio che subivo? Sindaco, mi dia questa risposta. Noi ci aspettavamo di Daspo, ci aspettavamo degli allontanamenti di queste ragazze. Chi è allontanata attualmente è mia figlia, chi non dorme la notte attualmente è mia figlia, chi ha paura di perdere la testa e non essere razionale attualmente è mia figlia e sono io.
A Mestre adesso con la nostra Ilaria Marchiori, velocemente dunque nel cuore della terraferma veneziana, perché il 24 di febbraio è previsto il corteo dei cittadini e dei residenti, ma soprattutto dei negozianti. Il tema è quello delle spaccate, davvero che sta diventando un incubo per tutti. Ilaria, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in Corso del Popolo, nel cuore di Mestre. Come hai detto tu, i cittadini, i residenti, i commercianti, le associazioni sono stanche, soprattutto alla luce di tutte le spaccate che ci sono state nell'ultimo periodo, e quindi hanno deciso che si riuniranno tutti in corteo il 24 febbraio. Il corteo Riprendiamoci la città. Insieme a me qui c'è l'avvocato Matteo D'Angelo di una delle associazioni che vi prenderà parte. Altobello in cammino. Allora, in che cosa consiste questo corteo, avvocato? Il corteo prenderà origine dal piazzale ATVO di fronte alla stazione alle 18:30, come avete detto voi, del 24, e si snoderà lungo le vie principali, le vie più calde, anche mediaticamente più note per la situazione relativa alla sicurezza e al degrado urbano, quindi verso da Via Dante verso poi Galleria Matteotti. Il percorso ufficiale verrà poi pubblicizzato nei prossimi giorni, non appena avremo con la questura concordato esattamente tutti i passaggi. Sì, esatto, perché si sta ancora concordando. Tra i messaggi che volete dare ce n'è uno in particolare al comandante della polizia locale di Venezia. Sì, noi riteniamo che richiedere più strumenti volti alla repressione sia solo uno degli aspetti che la polizia locale, quindi il comandante, deve rivendicare. Il comandante deve ricordare che la polizia locale deve fare anche un'opera di prevenzione. Non è possibile che dichiari che nella notte del 23 e 24 gennaio ci siano stati 11 spaccate e lamenti il fatto di aver arrestato i responsabili, ma che poi il giorno dopo siano stati liberati. Quella è competenza del Parlamento, competenza del comandante della polizia locale, è evitare che in una notte sola ci siano 11 spaccate. Quindi è evidente la totale assenza di controllo del territorio, e il controllo del territorio è una delle rivendicazioni del nostro coordinamento e quindi della nostra fiaccolata. Le altre quali sono? Le altre sono ovviamente, lo vedete, basta girare per Mestre, un recupero di questa città dal degrado in cui è piombata, e ovviamente più politiche sociali volte al recupero delle marginalità, perché troppo spesso si è fatta confusione tra spacciatore e tossicodipendente. Ecco, al momento quante sono state già le adesioni delle associazioni? Le adesioni sono più di 30, tra le 30 e 35, quindi più del doppio degli aderenti iniziali, dei creatori del coordinamento, e ci aspettiamo che insomma nei prossimi giorni altri ne arrivano, e altri ne stanno già arrivando. Sì, quindi ci aspetteremo un corteo decisamente numeroso, che ha tutta l'intenzione di dare un forte messaggio al comune da parte della città riunita insieme, che chiede ancora una volta maggiore sicurezza per Mestre e dintorni. Se non ci sono altre domande, ringrazio l'avvocato Matteo D'Angelo e restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, grazie anche al tuo ospite. Andiamo velocemente in pubblicità, a rientro parleremo di ambiente. Lavoratori, organizzazioni sindacali e istituzioni da una parte, Safilo assente. In gioco c'è lo stabilimento di Longarone e i posti di lavoro delle quasi 500 persone che oggi vi sono occupate. Gli incontri si susseguono. Il 22 ce ne sarà uno in Regione Veneto, mentre oggi ci si è dato appuntamento nel municipio del comune ove ha sede l'impresa. Presenti i vertici dei sindacati, 2 consiglieri regionali, una mezza dozzina di sindaci, dei quali uno è anche presidente della provincia e l'altro coordinatore veneto del principale partito di governo a Roma. Intanto la costituzione di un comitato di sorveglianza socio-istituzionale, diciamo così, sulla falsariga dell'esperienza dell'ACC, cui farà parte la Regione Veneto, il senatore De Carlo, il mondo sindacale, Confindustria e Confartigianato. Partiamo da quello che è lo strumento che la Regione utilizza e che ha avuto più efficacia anche nel percorso di risoluzione di alcune questioni durante i mesi scorsi. Intanto bisogna capire qual è il quadro, perché ad oggi l'azienda, anche se io ho parlato con l'AD, Trocchia non ha detto qual è il suo intendimento. Chiaro che bisogna essere pronti a tutto, però insomma ci sono 2 questioni. La prima, che un'azienda storica come la Safilo, detto dal sindaco di Caralzo, è inammissibile che possa
cambiare location rispetto a Longarone, questo mi pare evidente per tutti. E secondo c'è il profilo occupazionale. Oggi la crisi di Longarone, e per quanto la proprietà lo escluda, già ci si preoccupa per gli impianti di Padova e Santa Maria di Sala. Forse anche per questo la veneziana Luana Zanella, portavoce della Federazione dei Verdi, con tutti i parlamentari del gruppo Alleanza Verdi Sinistra, ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al Ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in cui si chiede attenzione per la vicenda Safilo di Longarone, che, viene detto, è seguita con grande apprensione per il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici. Così l'incontro ieri a Longarone, l'8, ricordiamo, ci sarà la grande manifestazione regionale proprio a Longarone. Noi però torneremo a parlare di Safilo più tardi, adesso parliamo di ambiente, un tema che non è mai troppo discusso, perché è un tema davvero impellente e che riguarda tutti noi anche da vicino. E per farlo abbiamo con noi, ed è un piacere averlo nostro ospite in studio, Andrea Ferrazzi, Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Che ha portato la sua fatica di questi mesi, diciamo, letteraria, la possiamo inquadrare. È un libro che, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, esce, diciamo, è oggi disponibile online e poi anche nelle librerie, ci dirà, In politica per l'ambiente. In politica per l'ambiente è un libro che lei ha scritto per raccontare, anche con molta onestà intellettuale, lo scrive, tutte le sue battaglie, le battaglie perse e le battaglie vinte. Sì, è un libro che racconta quello che è il tema centrale a livello locale e a livello mondiale. Io ho avuto modo di rappresentare il nostro Parlamento nella COP di Glasgow 26, ho rappresentato il Parlamento nell'incontro dell'ONU dei Parlamenti del mondo sul clima e ho proprio visto plasticamente che questo è il tema centrale di tutti, dai paesi più ricchi a quelli emergenti e quelli più poveri, paesi che rischiano di essere spazzati via dall'innalzamento dei mari, paesi che rischiano con la siccità di essere diciamo annientati dal punto di vista della popolazione. Guardi, nell'ultima conferenza dell'ONU sull'immigrazione di Nairobi è stato proprio spiegato scientificamente che già oggi e sempre più sarà così, la prima causa dell'immigrazione è la siccità dovuta al cambiamento climatico, quindi le conseguenze sono drammatiche a livello mondiale. Ma lei pensi nel 2019, no? Quando ci fu la tempesta Vaia che colpì le Dolomiti e contemporaneamente l'acqua altissima a Venezia. E quello è stato dovuto all'innalzamento della temperatura, è stato dovuto al cambiamento climatico, cioè le conseguenze che stiamo vivendo sono straordinarie e chi dice ma quanto costa la transizione non si fa la domanda precedente. Quanto costa la non transizione? Quanto costa star fermi? E questo è il motivo per cui il mondo, nelle pubbliche amministrazioni, a livello delle istituzioni e il mondo delle imprese si sta muovendo con grande decisione in questa direzione. Cosa racconta questo libro allora? Questo libro racconta dello stato del pianeta, del cambiamento climatico e della necessità di intervenire con grande decisione. Il primo capitolo è quello della modifica della Costituzione. Io ho avuto l'onore di essere tra i 4 che ha scritto il testo di modifica costituzionale. Per la prima volta nella storia della Repubblica abbiamo modificato uno dei primi 12 articoli, quelli che costituiscono i principi fondamentali, non era mai stato fatto. E perché l'abbiamo fatto? Perché il tema del clima e dell'ambiente, che non era presente nei padri costituenti, semplicemente perché non c'era questo allarme, questa esigenza, andava assolutamente inserito, e quindi abbiamo inserito che la Costituzione tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni. Cioè abbiamo inserito il concetto della solidarietà intergenerazionale nella Costituzione, oltre a quella della solidarietà intragenerazionale che era già ben presente. Da lì parte tutto e questo avrà delle ricadute fondamentali a livello nazionale e non solo. Ecco, tanti anni di attività parlamentare e diciamo che il suo faro è sempre stato quello, tanti interventi. Quali sono le battaglie che si potevano essere portate a traguardo e che invece non si è riusciti e perché? Ma guardi, tanti successi sono stati compiuti. Le dico subito che questo libro è un libro che traguarda il futuro, cioè parte da una base di lavoro, di battaglie, molte delle quali vinte.
e alcune naturalmente non vinte, come sempre succede nella vita, ma guarda il futuro. Infatti è un libro che guarda ai prossimi anni, ai prossimi decenni, a quello che dobbiamo fare a livello europeo, a quello che dobbiamo fare a livello nazionale, nelle leggi, ma anche nei comportamenti quotidiani di ognuno di noi. Beh, certamente il mio grande rammarico è stato quello di non riuscire, per la caduta anticipata del governo Draghi, a portare appunto in porto 2 provvedimenti che erano lì per esserlo, e in particolare la legge sulla rigenerazione urbana, di cui ero primo firmatario, che avrebbe rivisto complessivamente la legge urbanistica del nostro paese per costruire città verdi, sostenibili, nelle quali vivere bene, abbattendo lo smog, efficienti dal punto di vista energetico e via dicendo, e poi la legge sui PFAS, quella che ha colpito in particolare la nostra regione, 300.000 veneti che hanno assorbito queste sostanze dannosissime, in particolare a Vicenza, Padova e Verona. Ero relatore di quel disegno di legge, anche qui eravamo già al voto sugli emendamenti in commissioni, per un pelo non siamo riusciti a portarlo a casa. Ecco, tutte battaglie da riprendere e da portare avanti. Cosa invece è più orgoglioso di aver fatto, oltre all'inserimento in Costituzione, che non è mica da poco, del tema ambientale? Beh, molte devo dire. Per esempio la possibilità di inserire, abbiamo inserito nel nostro ordinamento tutta la legge sul cosiddetto end of waste, cioè l'inserimento dell'economia circolare nel nostro sistema produttivo. L'economia circolare è quella che tra l'altro ritorna ai nostri antichi, no? Perché se lei ha presente come si viveva nelle campagne del Veneto, non si buttava via nulla, tutto diventava nel riciclo una materia prima seconda, diremo oggi, per ricominciare una produzione. Ecco, siamo tornati ai fondamentali, quindi ho inserito all'interno della nostra legge, in particolare in quella che si chiama legge di delegazione europea, l'inserimento dell'economia circolare nel nostro paese, che consente a migliaia di aziende di sviluppare un approccio di questo tipo, che guardi, è un approccio che è sostenibile dal punto di vista ambientale, ma è anche economicamente rilevante e conveniente, perché la sfida che pongo con questo libro è che parlare di ambiente non vuol dire solamente difendere una nicchia di ambientalisti e via dicendo, ma riguarda il benessere generalizzato, la crescita della produzione, del valore aggiunto. Creare sistemi di produzione sostenibili vuol dire creare il presupposto di una crescita sostenibile, quindi di una qualità della vita, quindi di un aumento dei posti di lavoro, e le aziende nel mondo l'hanno capito. Non c'è pubblicità di aziende di qualsiasi settore che non parte dall'ambiente. Le faccio l'esempio: BlackRock, che è uno dei più grandi investitori a livello mondiale, ha detto già da anni, a dire da un paio d'anni, ai propri investitori, ai propri responsabili nei vari continenti, di selezionare gli investimenti e operarli solamente nel green, ma non solo perché BlackRock ha un'attenzione etica al clima, alla solidarietà mondiale, ma perché capisce che solo lì si fa business. Chi non l'ha capito, ecco, chi non lo vuole capire, chi è che non l'ha capito? Molti non l'hanno capito, molti immaginano che siano battaglie di retroguardia o che siano battaglie semplicemente che fanno, come dire, adesso molto audience, no? Perché parlano di giovani e via dicendo. In realtà, qui chi non investe nella transizione green non avrà futuro economico. Le imprese e i sistemi che non investono nella transizione moriranno. Già il Covid ha dimostrato che le imprese più resilienti durante quella grande crisi sono state quelle che investivano nel green. E non a caso, lei sa meglio di me, che tutto il Green Deal europeo e tutto il PNRR che nasce da lì ha come prima linea di finanziamento che cosa? La transizione ecologica, perché è quella che consente di creare posti di lavoro, di creare competizione, e i sistemi paesi, le singole imprese che non si attrezzano in questa direzione sono necessariamente purtroppo destinati a soccombere alle leggi del mercato. La legge del mercato oggi è quella che bisogna fare transizione. Guardi, proprio lo scorso mese, il 16 di dicembre del 2022, è uscita la nuova direttiva europea che impone ormai a una massa enorme di imprese a livello europeo il bilancio sulla sostenibilità. Cioè c'è la necessità, c'è l'obbligo di sviluppare all'interno del bilancio ordinario quella della sostenibilità, perché le aziende o fanno questo o non competono più.
Peraltro tutto il tema economico è fondamentale, ma tornando all'inizio non è solo una questione economica, da quello che posso capire io e mi corregga se sbaglio, perché gli allarmi sono anche davvero allarmi apocalittici e non è un'esagerazione, riguardo soprattutto al riscaldamento globale. Cioè davvero Venezia rischia grosso, ma non fra tanti anni, fra poco. Giusto per parlare solo di Venezia, ma guardiamo cosa è successo sulla Marmolada. È così. Ma è certamente così. Tra l'altro l'ultimo capitolo del mio libro parla proprio di Venezia e del futuro di Venezia legato al clima. Beh, lei immagina il più grande ente di studio dei cambiamenti climatici al mondo, che è l'IPCC, che è un'emanazione direttamente delle Nazioni Unite, che unisce centinaia di studiosi di tutto il mondo, di tutte le provenienze, anche dei paesi che potrebbero sembrare meno attenti al cambiamento climatico, per esempio dei paesi della penisola arabica oppure anche della Russia e via dicendo. Bene, tutti unanimemente hanno scritto che se non si interviene con l'abbattimento delle emissioni, dunque per mitigare, diminuire l'aumento della temperatura, entro il 2100 il Mediterraneo aumenterà dal 70-80 centimetri. Ma lei si immagina cosa vuol dire un aumento di 70-80 centimetri? Vuol dire che Venezia non ci sarà più e gran parte della costa veneta non ci sarà più. Altro che Mose, voglio dire. Altro che il Mose è di ogni evidenza, ma questo lo sanno tutti, che è un intervento diciamo a tempo, ma che non è l'intervento strutturale per i prossimi decenni, perché l'innalzamento dei livelli del mare ha queste conseguenze enormi. Ma pensi alla salinità dei mari stessi, pensi all'incapacità, alla difficoltà dei mari di assorbire la CO2, che viene assorbita fondamentalmente dai nostri sistemi degli oceani e dei mari. Cioè il mutamento ambientale è un mutamento drammatico contro il quale noi dobbiamo assolutamente combattere, perché ne va di noi e dei nostri figli. Sfattiamo un po' di fake news, le faccio il discorso un po' dell'uomo della strada. I cambiamenti climatici sono sempre stati nel corso dei millenni, l'uomo è sempre riuscito a venirne a capo, c'è troppo allarme. E questa è appunto, come dice lei, una fake news, cioè è vero che gas che oggi definiremo climalteranti erano presenti nell'atmosfera anche in quantità maggiore di quella attuale, ma erano ere in cui l'uomo non era sulla Terra. Dal momento in cui invece l'uomo è arrivato sulla Terra, mai ci sono stati questi livelli di emissioni e di conseguenza questi livelli di presenza e di concentrazione. E anche di velocità gas. Di cambiamento. Ed è questo l'elemento drammatico, perché la concentrazione nell'atmosfera di questi gas velenosi, che ci fanno ammalare, non ci fanno più respirare, è una concentrazione che si è acuita e sta crescendo a livello esponenziale, e in particolare dalle grandi rivoluzioni industriali, in particolare dal Novecento. Ma basta leggere i dati, non occorre essere scienziati, si va in qualsiasi sito, invito per esempio appunto il sito delle Nazioni Unite, e si vede come la curva sta crescendo velocissimamente, dagli anni 40 in particolare. Non è mai avvenuto questo, e dunque dobbiamo assolutamente intervenire. Altra obiezione che molti fanno: benissimo, bisogna essere virtuosi, ma se si è virtuosi da soli poco cambia. Ci sono grandi realtà, Cina, India, gli stessi Stati Uniti, che non camminano alla stessa velocità, diciamo, di sensibilità. E allora essere virtuosi da soli cosa cambia se poi grandi realtà non lo sono? Essere virtuosi da soli è il primo passo affinché tutti lo possano essere. Perché se tutti iniziano a guardare il giardino solo dell'altro, nessuno farà mai il primo passo. Però vede, il dramma è che se nessuno fa qualcosa, ne paghiamo le conseguenze in maniera drammatica. Come dicevo all'inizio, il costo dell'inazione è insopportabile, già oggi. Oggi basta che piova un po' e abbiamo l'allegamento delle nostre città, abbiamo smottamento, abbiamo visto quello che è successo 2 mesi fa con il dramma dell'isola di Ischia. Ma potremmo parlare ormai ogni estate. Guardi che per esempio anche dal punto di vista dello smottamento e dell'instabilità idrogeologica, l'Italia ha l'80% degli smottamenti di tutta Europa. Questo dipende da molti fattori, certamente anche dalla caratteristica orografica, ma dipende anche dalle politiche fatte e soprattutto quelle non fatte, ma anche quelle fatte, anche l'abusivismo edilizio e via dicendo. Allora, invece di guardare il giardino dei vicini, iniziamo a guardare il nostro. Prima questione: se l'Italia non interviene, va contro i propri interessi, questa è la verità. Noi siamo particolarmente sensibili, abbiamo 8.000 chilometri, abbiamo migliaia di chilometri di coste,
Abbiamo un sistema orografico che è assolutamente unico, ma da questo punto di vista assolutamente, diciamo, fragile. Abbiamo lagune come Venezia, che sono straordinarie, che sono uniche al mondo, ma da questo punto di vista ancora una volta stabile, cioè fragile. Allora noi dobbiamo intervenire. Dopodiché è un tema che si sta ponendo il mondo. Le COP, che sono le conferenze per le parti, l'ultima è stata fatta a Sharm el Sheikh qualche mese fa, nel novembre scorso, no? La COP27, è esattamente questo lavoro annuale che tutti i paesi del mondo, 200 paesi del mondo, si sono dati, perché tutti hanno capito che se non si fanno dei passi in avanti non ce n'è più per nessuno. Perché vede, il pianeta è unico, l'ecosistema è unico, il clima è unico. Non è che possiamo dividere nei confini dell'Italia, io faccio un pezzettino, tu fai... Siamo tutti insieme. Gli ecofenomeni sono complessivi, sono sistematici, sono sistemici e allora a quel livello dobbiamo intervenire. C'è un termine che mi piace, che lei utilizza, giustizia climatica. Cosa intende per giustizia climatica? Questo è un grande filone che sta emergendo soprattutto nei paesi più diseredati, più poveri, che stanno pagando le conseguenze dell'inquinamento che ha usato soprattutto dai paesi ricchi. Perché vede, i paesi che stanno ora crescendo anche dal punto di vista economico, stanno subendo, come dicevo poc'anzi, le più grandi conseguenze del cambiamento climatico direttamente su di loro, sui loro cittadini, sui loro territori. E questa è una ingiustizia climatica. Vede, il Papa Francesco sta utilizzando un termine unico al mondo importante su questo, perché avrà sicuramente seguito la COP27. Uno degli elementi centrali della COP27 era chi deve pagare, quanto bisogna pagare gli effetti del cambiamento climatico nei paesi che non sono in grado da soli di sostenerli economicamente. E allora lì c'è, no, non diamo troppo, chi deve dare e via dicendo. Ma guardate, questa è una restituzione del debito climatico che i paesi ricchi hanno nei loro confronti. Questo è il principio vero. E quindi la giustizia climatica è un approccio culturale di multilivello che consente a tutti noi di ridisegnare un mondo equilibrato, partendo dal riconoscimento che c'è chi sta pagando di più e aiutando chi sta pagando di più a mettersi in condizioni di salvezza. Lei ha parlato prima di due battaglie che per un pelo non sono portate a casa. Ritiene che queste battaglie possano essere portate a casa da questo governo? C'è la volontà? Ma queste battaglie devono essere portate a casa, a prescindere, perché vede, dalle forze politiche. E una cosa a cui io sono stato molto attento e che ha dato anche valore, secondo me, anche soddisfazione a ciò che ho compiuto, è stato proprio quello di lavorare a 360 gradi, senza guardare gli schieramenti politici, perché il clima riguarda tutti, la qualità dell'aria riguarda tutti, la qualità della città riguarda tutti, l'agricoltura riguarda tutti, a prescindere dai colori politici. E molti di questi interventi li abbiamo fatti quasi all'unanimità, anche molti disegni di legge a mia prima firma sono stati poi votati all'unanimità. E questo secondo me è l'approccio da seguire. I due elementi di cui parlavo prima, la rigenerazione urbana, questa deve essere ripresa in mano. Guardi, il ministro Giovannini su questo aveva dato un contributo fondamentale, avevamo compiuto un pezzo di percorso importantissimo. Il Ministero dell'Economia aveva già dato quasi 2 miliardi di euro a disposizione, sarebbe stata la legge di iniziativa parlamentare più finanziata nel corso degli ultimi 5 anni. Non si è arrivati per un pelo, lo stesso ministro ha fatto un'intervista nei quotidiani nazionali dicendo che quello è il suo cruccio maggiore, deve essere ripreso in mano. Perché vede, noi abbiamo ancora una legge urbanistica nel nostro paese che è del 1942, quella fondamentale, e quindi si pone il concetto di urbanistica espansiva, consumare il territorio. Ma erano anni del tutto diverso, erano anni, poi negli anni 50, 60, il boom economico, il boom demografico e via dicendo. Adesso bisogna fare l'opposto. Noi viviamo, il Veneto è la prima regione in Italia per incremento del consumo del suolo. Ormai abbiamo un indistinto consumato, quando invece bisogna ridurre, compattare, migliorare la qualità dei centri urbani e respirare ancora con la natura. Quindi è assolutamente necessario fare questa legge. E poi c'è quella dei PFAS. Guardi, i PFAS sono una cosa di cui si parla troppo poco. I PFAS sono queste sostanze chimiche sintetiche inventate dall'uomo che hanno devastato decine e decine di comuni del nostro Veneto. I bambini, famiglie, anziani hanno bevuto l'acqua piena di PFAS. L'Alto Commissario per le Nazioni Unite sui diritti umani è venuto in visita in Veneto al sito e ha definito questo il più grande inquinamento nella storia dell'Europa dal punto di vista ambientale. E
a Vicenza, presso la Corte d'Assise, è in corso un processo contro i responsabili dell'azienda per avvelenamento e disastro ambientale. Cioè non stiamo parlando di cosucce, stiamo parlando di cose fondamentali. Il bacino, diciamo, idrografico sottostante quel terreno, le acque sottostanti a quel terreno hanno una dimensione, le falde acquifere, che sono grandi come il lago di Garda, è la seconda per dimensione in Europa, sono inquinate e per utilizzare quell'acqua in agricoltura oggi non è possibile, quindi stiamo costruendo una condotta che va a prendere l'acqua al fiume Adige e la porta lì, 80 milioni di soldi pubblici, di cittadini di tutti, per recuperare quel danno. Cioè, come dire, quindi la legge va fatta, i nuovi elementi che vanno a porre dei limiti alla produzione e alla dispensione in ambiente di quelle sostanze va assolutamente fatta per il bene dei nostri cittadini. L'ultima cosa che le chiedo, tanti la stanno ascoltando e allora magari c'è ancora qualcuno scettico sul tema ambientale, cosa dice alle persone che ancora dicono beh non è questo il problema, devo pagare le bollette? Ma è giusto, però vede, anche qua devo pagare le bollette. Sa perché le bollette costano così tanto? Perché utilizziamo ancora in gran parte gli idrocarburi, i gas e in parte addirittura il carbone nella produzione, eccetera. Oggi l'evoluzione della tecnologia, che è amica della transizione, se utilizzata con intelligenza, la tecnologia e la ricerca scientifica sono amiche della transizione se usate per il bene dell'uomo. Ebbene, sta dicendo e ci ha già dimostrato che la produzione di energia attraverso le fonti sostenibili ha un costo molto minore degli idrocarburi. Capisce? Se noi siamo molto dipendenti dal gas, dal metano, dal carbone, dal petrolio e la manterremo questa dipendenza nel tempo, avremo una dipendenza geopolitica drammatica, come si è dimostrato con la Russia fino a ieri, e rischiamo di averla con l'Africa domani e dopodomani. Ma soprattutto avremo dei costi insostenibili per i cittadini. Noi cosa dobbiamo fare? Autonomia energetica. Come fa l'Italia a essere autonoma energeticamente per avere costi più bassi e essere autonoma rispetto al contesto internazionale della dipendenza? Deve investire nella grande risorsa che ha: il sole, l'aria, la luce in generale. Anche l'evoluzione di adesso dimostra che senza il raggio diretto del sole è possibile produrre energia, il geotermico, l'idrogeno verde, tutte questioni sulle quali noi siamo leader di mercato e sulle quali possiamo costruire il nostro futuro. Non il nucleare. Guarda, il nucleare, io credo che il futuro del nucleare sia la fusione nucleare. Ci sono già dei progetti in corso, è una produzione eccezionale, per questo dicevo prima, no? Anche lo studio della tecnologia, perché se mai riusciremmo a produrre l'energia da fusione nucleare, riusciremo ad avere energia in grandissima quantità e praticamente pulita. E quindi è un percorso assolutamente da seguire. Ci sono percorsi scientifici e tecnologici che stanno andando avanti negli Stati Uniti, anche consorzi europei, anche l'Italia è partner di questo. Grazie davvero ad Andrea Ferrazzi per essere stato con noi in Politica per l'ambiente. Dunque il libro, se volete appunto entrare a fondo in un tema che va assolutamente conosciuto, perché lo abbiamo detto, lo ripetiamo, riguarda davvero tutti noi, non riguarda qualcosa di lontano, ma di molto vicino, proprio casa nostra. Grazie. Il libro da oggi sarà messo a disposizione nel sito emi.it, dove è possibile prenotarlo online oppure anche fisicamente. Perfetto, benissimo, grazie, buon lavoro, lei, ci risentiremo davvero. Noi adesso invece cambiamo argomento, torniamo a parlare purtroppo di una piaga, quella degli adolescenti, le loro problematiche che spesso purtroppo sfociano in gesti estremi. Abbiamo raccontato purtroppo anche in questi giorni. Suicidio e adolescenza, due strade concettualmente lontane che mai come in questo periodo viaggiano sullo stesso tracciato. Depressione, isolamento, ansia sociale, elementi pericolosi che raccontano il dramma di una nuova generazione. Purtroppo l'emergenza è da alcuni anni che noi l'avvertiamo come operatori scolastici ma anche operatori sanitari, e devo dire è stato fatto anche un lavoro di rete in questi anni, soprattutto post pandemia, perché i disagi credo che insomma nel periodo adolescenziale siano tipici della persona che è in crescita e che quindi deve anche strutturarsi.
Una vera e propria pandemia nella pandemia, considerando che il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani in tutta Europa. Numeri drammatici, esplosi soprattutto dopo l'emergenza Covid, didattica a distanza e isolamento, una pandemia che per 2 anni ha reso debole la rete collettiva, a volte annullandola. E mai come in questo momento per i giovani la scuola può diventare un vero e proprio salvagente sociale. Questi ragazzi hanno vissuto invece 2 anni con la paura di contrarre una malattia, di portare malattie a casa, la paura dell'altro. Quindi sicuramente la scuola è penso una dei luoghi dove i nostri giovani possono crescere e formarsi una personalità migliore. Giovani che tentano o si tolgono la vita, un'emergenza sociale che riguarda anche la Marca, come ci racconta la cronaca dell'ultimo periodo. A Spresiano la tragedia di Francesca Tagliapietra, giovane ballerina con il sogno di diventare étoile, continua a sconvolgere l'intera comunità. All'interno della grande offerta che la nostra provincia ci offre di servizi c'è bisogno di attivare un dialogo con le famiglie innanzitutto, le prime che possono accorgersi di gesti che rivelano il disagio e con loro sedersi e trovare delle soluzioni. E poi c'è il rapporto tra i giovani e il web che spesso è legato alla cronaca. E allora per parlare di informazione e sicurezza sul web viene girato in questi giorni a Treviso un cortometraggio realizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti e dal gruppo Alcuni, un corto che sarà presentato il prossimo 7 febbraio anche a Roma alla Camera dei Deputati. Chuck si gira e questa volta protagonisti saranno i giovani trevigiani della Consulta Provinciale degli Studenti, ideatori e attori di La Bolla, cortometraggio girato tra le vie e piazze di Treviso per la regia di Sergio e Francesco Manfio. Tutta la Consulta Provinciale di Treviso che ha lavorato al progetto, per cui ha l'idea complessiva. Poi però abbiamo, non noi, loro hanno selezionato un gruppo di ragazzi che ha scritto la storia, il soggetto, la sceneggiatura, anche questa è una cosa estremamente importante, e poi loro stessi sono, come sta succedendo in questi giorni, i protagonisti, cioè gli interpreti di questa storia. Una storia che racconta le profonde implicazioni del cosiddetto filter bubble, ovvero la bolla di filtraggio, fenomeno web frutto del sistema di personalizzazione dei risultati di ricerca online. I ragazzi pensano, in realtà hanno ragione, che tutti noi ormai viviamo nelle bolle in cui riceviamo notizie solo delle cose che aspettiamo e solo delle cose che ci piacciono. Se a me piace quella cosa là, vedo solo quello, se mi piace quest'altro, solo questo. E questo è un grandissimo limite. Che cosa fanno i ragazzi? Fanno finta di inventare un'app che faccia cancellare questa bolla. Ed è così che giovani trevigiani a colpi di Chuck bucano la bolla di internet, un'idea possibile grazie alla collaborazione e sinergia di più parti, tra cui l'amministrazione comunale nell'ambito del progetto dalla Carta al Patto di Treviso. Rientra nel grande percorso che stiamo facendo con Telefono Azzurro, gli Alcuni, l'azienda sanitaria, l'autorità garante, il Corecom e così via, per portare i valori della Carta di Treviso ad un patto e quindi spostarli da quelle che sono le responsabilità dell'ordine dei giornalisti e portarli a tutta la comunità, in modo particolare ai ragazzi che oggi non sono solo fruitori di comunicazione ma sono distributori e produttori di comunicazione. E saranno loro, i giovani partecipanti al progetto, a presentare a Roma il prossimo 7 febbraio il cortometraggio alla Camera dei Deputati. Andranno altri 2 ragazzi che porteranno al governo questo progetto e siamo molto contenti che abbiamo la possibilità di dimostrare agli altri la nostra idea e il nostro film. E poi c'è la salute dei nostri bambini, c'è stata la presentazione dell'indagine Occhio alla salute dell'ULSS 2, presi in considerazione i bimbi delle classi terze delle medie trevigiane che rispetto agli anni precedenti hanno guardato meno TV e videogiochi, ma ne guardano ancora troppi e resta insufficiente anche il numero di ore di sonno e resta poi anche un'altra problematica, quella alimentare. Meno TV e meno videogiochi. È quanto emerge da Occhio alla Salute, l'indagine illustrata dall'ULSS 2 sugli stili di vita degli alunni delle classi terze della scuola primaria trevigiana. Rispetto allo scorso anno, la percentuale di bambini che ha passato più di 2 ore al giorno davanti a TV o videogiochi è scesa dal 73 al 50% durante il weekend, mentre è salita di poco durante i giorni di scuola. Bisogna intervenire su certi parametri.
Sì, bisogna intervenire subito, quindi creando un'educazione che parte dalla famiglia, quindi intercettando la famiglia tramite la scuola, e poi creando quelle occasioni che sono di sport, stare insieme, per evitare appunto che il bambino si racchiuda all'interno del proprio domicilio o con amici davanti a un computer, davanti a una televisione, che è la prima strada per fare poca attività e fare poco movimento. Sono aumentati anche i bambini che svolgono attività fisica per un tempo adeguato e solo 1 su 4 va a scuola a piedi o in bici. È diminuita anche la percentuale dei piccoli che mangiano troppi dolci, snack salati o bevande zuccherate, ma i valori rimangono ancora alti. I bambini obesi restano attorno al 5%, diminuiscono un po' quelli in sovrappeso. Dettaglio più alto nelle famiglie in difficoltà economica, con genitori con titolo di studio più basso o con genitori a loro volta in sovrappeso o obesi. A questo si aggiunge il dato crescente dei bambini sottopeso. Credo che sia corretto alimentarsi bene per avere poi una società, una comunità che ha aspettative di vita molto più lunghe. Oggi siamo già, in una situazione difficile legata al fatto che i genitori devono correre, devono lavorare, eccetera. Spazi per fare socialità sono pochi, per cui il fatto stesso di partire dall'alimentazione per poter vivere meglio credo sia fondamentale. Dato rilevante è quello dei bambini che dormono meno di 9 ore. È aumentato dal 7 al 38%. A dormire meno sono quelli che hanno la TV in camera. Dati che restano allarmanti. Torniamo alla cronaca dal sito del Gazzettino. Siamo a Padova, cieco assoluto ma chiede e ottiene il rinnovo della patente, denunciato per truffa allo Stato e 200.000 euro sequestrati. Prendeva la pensione di invalidità civile per cecità assoluta e di reversibilità per inabilità. Nel contempo aveva chiesto e ottenuto il rinnovo della patente di guida. Qualcosa decisamente non tornava, tant'è che gli uomini della Guardia di Finanza di Padova hanno messo in campo controlli mirati e alla fine l'uomo è stato denunciato per l'ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, con contestuale proposta di misura cautelare reale di quanto ritenuto indebitamente percepito, ossia quasi 200.000 euro. E dunque un uomo che otteneva illecitamente la pensione di invalidità civile, e poi invece c'è chi la pensione legittima non riesce a riscuoterla, non riesce a ottenerla da 4 mesi. È la storia dell'anziano 86enne trevigiano che non riesce a percepire da mesi la pensione perché le banche hanno bloccato il conto cointestato che aveva con la moglie deceduta. L'abbiamo raccontato 2 giorni fa, adesso si muove anche il sindacato. Non si sente proprio considerato come cittadino perché hanno, a mio parere, calpestato i suoi diritti, insomma, l'hanno proprio annullato come persona. Il caso dell'anziano trevigiano di 86 anni che non riesce a riscuotere la pensione perché il conto cointestato con la moglie è bloccato da quando la donna 2 mesi fa è venuta a mancare, sta per approdare in comitato INPS provinciale per essere affrontato e si spera rapidamente risolto. Io domani mattina sono all'INPS perché ogni 15 giorni il venerdì abbiamo il comitato e porterò questo caso e l'altro caso di una persona che è da novembre che aspetta la pensione perché ci sono degli inghippi burocratici tra l'INPS, la banca e il l'IBAM e quant'altro. Non è possibile che le banche non aprino un conto, ok? Anche perché se non aprono un conto e c'è un pignoramento di 1/5, ci sono le regole che stabiliscono quanto di quel pignoramento deve essere fatto e se non è possibile che le banche non facciano questa cosa, non è possibile che l'INPS non trovi il modo per fare capitare quanto dovuto da questa persona. Della stessa opinione la consigliera comunale del Partito Democratico e avvocatessa Antonella Tocchetto. È grave quello che succede perché a volte si muore di burocrazia, perché non è che tutti possono avere l'avvocato vicino o qualcuno che li aiuta e magari un familiare non si sa muovere tanto bene. Certo che non dovrebbero succedere queste cose. Sono cose incresciose, sono episodi che possono succedere perché ci sono questo tipo di casistiche, però non possono essere risolti dopo mesi. Quando ci sono, nel giro di 15-20 giorni, trovato l'inghippo, bisogna che la struttura che ha il compito di risolvere questa questione venga risolta e non sia il soggetto debole e la famiglia a pagarne le conseguenze. E intanto l'inflazione è scesa a gennaio rispetto a dicembre. Siamo andati al mercato a Vicenza e abbiamo chiesto ai vicentini se si sono accorti di questa discesa. Lei si è accorto di qualche miglioramento? No, non mi sono accorto ancora. Un po' difficile e troppo presto. Direi di sì. Ah, bene. Su che cosa le è rimasto impresso? Ma in generale un po' su tutto.
si sono sistemate un po' le cose, però un po' di ridimensionamento l'ho visto, si può accedere un po' meglio di prima. Insomma. No, niente di particolare, almeno non ho fatto caso forse, ma non ho avuto questa sensazione. Crescono di settimana in settimana continuamente, guardi. Non mi sono accorta di un calo dei prezzi, assolutamente. Se i prezzi, come pare, sono in continua ascesa, abbiamo chiesto se per questo i vicentini abbiano o meno rinunciato a comprare determinati beni, cambiando le loro abitudini. Le solite abitudini, solite cose, solite abitudini. Risparmiavo prima, risparmio adesso. Nonostante l'inflazione al 12%. E non posso lamentarmi, mi adeguo. Forse ho ridimensionato sul cibo, ecco, perché si mangia sempre comunque molto e riserve ne avevamo, quindi lì ho pensato di dare un po' una stretta. Per il resto non si scialacqua più. Stiamo conducendo la nostra vita, ma regolarmente sì, c'è stata un'inflazione, l'inflazione ha portato a dei ricarichi, dei rincari, però niente di particolare, almeno per quanto riguarda la mia famiglia e il mio tenore di vita. Ecco. Invece di fare la spesa come una volta, anche ricca diciamo, adesso mi limito abbastanza, insomma. Pochissimi istanti di pubblicità, poi apriremo la nostra pagina politica. Allora, prima due notizie sul tempo con il meteo, la pubblicità, poi di nuovo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre domina il paese, tempo stabile dunque su tutto il nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 3 febbraio. Sul Veneto tanto sole, frequenti nebbie in pianura, poi in dissolvimento di mattina in nuova formazione la sera. Alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni altrove. Sui monti sarà piuttosto ventoso, specie in quota. Temperature con andamento irregolare, minime tra -2 e 2 gradi, massime invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche in questo caso saranno possibili locali foschie mattutine sulle zone pianeggianti e costiere, cielo poco nuvoloso altrove. Sulle Alpi frequenti addensamenti e sarà possibile del nevischio. Inoltre in quota soffierà vento da nord-ovest moderato. Temperature minime intorno a -1-2 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, come ci mostra la nostra grafica, con cielo limpido o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Stiamo lavorando sui progetti, stiamo lavorando soprattutto sulla possibilità di parlare con la gente in modo molto organizzato, in modo da poter cogliere i contributi di tutti e poter creare un dialogo con le persone, soprattutto nei quartieri. Prime settimane di campagna elettorale per il candidato sindaco del centro-sinistra Giorgio De Nardi, giorni che lo hanno portato a contatto con i cittadini per raccogliere l'apporto di tutti, spiega l'imprenditore, che sottolinea come voglia lasciare aperto un confronto con tutte le parti politiche e sociali. Dal singolo cittadino alla grande organizzazione tutti possono contribuire al nostro progetto, dice. Un'interlocuzione che ha messo già al centro i temi che maggiormente stanno a cuore ai trevigiani. Quello che riguarda, diciamo, la famiglia, quindi il problema della casa, il problema della salute, della sanità, il problema della qualità dell'aria, che è pessima. I nostri figli stanno respirando un'aria che è tra le peggiori d'Italia. Credo che sia necessario attivare un rapporto anche dialettico, di collaborazione, di confronto con tutti i cittadini. Quindi questo sarà il prossimo scopo.
Confronto dialettico che si è fatto particolarmente acceso tra lo stesso De Nardi e l'attuale vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi, entrambi ospiti stamane del direttore Luigi Baccialli a Focus TG. Io non ho interesse privato, personale, come magari altri ne hanno, nel senso che ho un mio lavoro, ho un'attività che funziona bene, quindi questo lavoro lo faccio per Treviso e per la cittadinanza, non per un interesse personale privato. Volevo chiarire molto bene questo. Sì, io spero che quell'altri ne hanno non sia riferito a interesse privato e personale che altri hanno, potrebbe diventare spiacevole come affermazione. No, intendo dire che chi magari non viene eletto rischia di doversi trovare un lavoro che oggi non ha. Cioè io non faccio il politico di professione e credo che fare il politico di professione non sia proprio il massimo, perché poi abbiamo visto che c'è un attaccamento alla poltrona che non è la cosa più sana per una cittadinanza. Bisogna anche stare attenti di non essere quel giocatore che viene chiamato all'85esimo, che passa la partita in panchina e entra, capisce poco la partita che sta giocando e fa un fallo Io credo che d'espulsione. l'alternanza sia fondamentale. Devo dire, sono decisamente imbarazzato, perché io sono abituato ad avere un dialogo amministrativo un po' più complesso. Il clima, rieccoci in studio in diretta, è già molto frizzante per le amministrative a Treviso, ma ne parleremo dopo. Intanto, se non sbaglio, e chiedo a Vittorio Lago, Azione Terzo Polo, buongiorno, conferma, domani Nicolò Rocco si presenta ufficialmente come candidato sindaco del Terzo Polo. Certo, alle 11:30 a Treviso. E noi seguiremo. Per il Movimento 5 Stelle è già sceso in campo Maurizio Mestriner, ma ripeto, ne parleremo dopo, però approfitto per salutare in collegamento Skype Erika Baldin, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, si collegheranno fra qualche minuto Nicola Finco della Lega e il senatore Luca De Carlo per Fratelli d'Italia. Ripeto, le amministrative le affronteremo più tardi. Prima non possiamo non ripartire dalla notizia, insomma, con cui abbiamo aperto la prima edizione, l'abbiamo raccontato anche ieri, ma ci sono tutte le reazioni ovviamente, per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sull'autonomia firmato Calderoli. Allora, abbiamo visto subito l'attacco frontale di Partito Democratico, Bonaccini che dice bozza sbagliata, ci mobiliteremo, e poi del Movimento 5 Stelle. Oggi c'è anche in queste ore una presa di posizione del Movimento 5 Stelle, è di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania. Il governo ha deciso di abbandonare la Campania e il Sud al suo destino, e lo stesso Giuseppe Conte, insomma, in queste ore ha detto così si mina l'unità d'Italia. Allora, abbiamo sentito le parole di Zaia, di Calderoli. Sentiamo allora anche il Movimento 5 Stelle, perché per voi questo non è una rivoluzione ma è qualcos'altro? Ma intanto bisogna vedere quando effettivamente ci sarà questa rivoluzione, perché è puramente un primo passaggio in CDM, e da qui alle prossime mosse, insomma, ne devono passare di mesi se non anni, quindi piano con la rivoluzione. Ci sono dei tempi che chiaramente vanno rispettati, è una procedura lunga, e alla fine culminerà con un voto a maggioranza assoluta, quindi una maggioranza, capite bene, abbastanza pesante in Parlamento, quindi all'interno di un consesso in cui vi sono tutte le forze politiche di ogni latitudine, quindi da nord a sud, e mi pare di capire che ci sia una netta separazione tra parlamentari che abitano appunto nella nostra regione come in altre del nord e quelli che invece sono dal centro-sud praticamente, quindi una disparità che va colmata, altrimenti l'autonomia non si realizzerà neppure in Veneto, e l'unico modo per cui questa frangia, questa faglia che si è creata venga appunto rimarginata deve essere un accordo tra le parti che appunto comunque porti allo stesso livello il meridione con il nord Italia, quindi cercando di far capire loro che ne va del loro bene e del prossimo loro sviluppo, perché altrimenti passa l'idea che questa autonomia taglierà
il nord dal sud e quindi non c'è nessuna possibilità che possa vedere la luce. Ecco, Calderoli ha ripetuto anche ieri, non è così, insomma, e se esistono cittadini di Serie A e di Serie B è adesso che esistono, non con l'autonomia. Voi cosa dite? Ma Calderoli e la Lega lo dicono da tantissimi anni, ormai ci siamo abituati a questi slogan. Io credo che se ne stia parlando ora e questa bozza arrivi oggi, anzi ieri in Consiglio dei Ministri per una questione di campagna elettorale prossima che riguarda anche la Regione Lombardia e penso non assisteremo a null'altro di più, tant'è che ci sono già delle disparità all'interno della stessa maggioranza tra una Giorgia Meloni che, come dice il nome del suo partito, guarda i Fratelli d'Italia, la Lega che storicamente invece ha più un'autonomia nel sangue, ma negli ultimi anni ha perso la parola nord dalla propria denominazione di Lega, quindi anche qui sorgono spontanei dei dubbi, e invece Forza Italia che sembra appunto anche loro voler tenere unito tutto quanto, quindi sicuramente una situazione non così lineare e diciamo idonea al raggiungimento di una autonomia come la vogliono i veneti, come era stata promessa dal presidente Zaia, tant'è che ad esempio se vogliamo un po' indagare nei dettagli appunto la decisione dei 9 decimi delle tasse, del trattenimento delle tasse in Veneto sembra non comparire più nel testo, quindi i dubbi sono tantissimi. Questa bozza è stata modificata, rivista svariate volte, siamo alla 4ª riscrittura e ancora si annunciano modifiche, quindi da qui in avanti la strada da fare è tantissima e non senza ostacoli. Allora, Lago, nel frattempo si sta collegando, l'ho intravisto, il senatore De Carlo. Dice Baldini, insomma, fumo negli occhi, lo diceva anche in un comunicato ieri Andrea Martelli, al Partito Democratico, è fumo negli occhi, una recita al soggetto, ma poi la cosa si arenerà in Parlamento. Voi cosa pensate? Ma allora, da un certo punto di vista non si può negare il dato oggettivo e inconfutabile che comunque con questa approvazione in Consiglio dei Ministri si va quanto più vicini si è mai arrivati all'autonomia differenziata. Quello che dice Baldini tuttavia è vero, nel senso siamo quanto mai più vicini siamo mai arrivati, ma siamo comunque molto lontani. Però questo dal mio punto di vista è anche inevitabile, nel senso che io faccio fatica a trovare delle critiche estremamente pungenti all'interno dell'iter che è stato scelto da Calderoli, anche appunto per quanto ha detto Baldin sulla necessità di un passaggio per il Parlamento e dunque viene comunque tenuto in considerazione anche l'apporto delle altre forze politiche. Però vi sono dei temi che sono assolutamente discutibili. Da un lato io non mi trovo in concordia con il concetto appunto di fumo degli occhi, di irricevibilità della riforma, nel senso che se da un lato è vero che appunto viene data molta forza al governo, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei livelli essenziali di prestazione, che sono un po' il nodo cruciale di questo DDL, dall'altro lato vorrei vedere il Parlamento a trovarsi appunto una concordia su quelli che dovrebbero essere i livelli essenziali di prestazione e tanto più poi sullo stanziamento delle risorse necessarie. Quindi per quanto riguarda l'iter in sé per sé io ho pochi commenti. Quello che sinceramente trovo problematico è che noi abbiamo una Costituzione che riconosce 23 materie, che secondo me anch'esse sono state un po' calibrate in fretta e furia, nel senso che vi sono delle materie che sono oggettivamente molto complesse da discutere con autonomia differenziata, e penso alle reti di trasporto, penso appunto all'energia e anche ai rapporti con l'estero. A fronte di quelle mi pare assurdo che non si sia passati per una conferenza Stato-Regioni nelle quali le regioni avrebbero potuto, se non altro ufficiosamente, trovare un accordo in cui si impegnavano a non richiedere l'autonomia differenziata su materie che rischiano di essere più un pregiudizio che un pregio se gestite in autonomia regionale. E quindi in questo senso io mi sento di criticare sul merito la riforma il DDL Calderoli proprio su questo mancato passaggio per la conferenza Stato-Regioni, ma specificamente in quest'ambito, perché molto spesso ho sentito delle critiche sui tempi,
sui modi, però in realtà sul merito non si è parlato moltissimo. Questo è un passaggio che invece secondo me andava tenuto assolutamente in considerazione. Lo diceva anche ieri Bonaccini, insomma era un po' un fiume in piena ieri, dicendo anche pronti alla mobilitazione, è irricevibile la bozza, siamo pronti alla mobilitazione perché non è stata condivisa con la conferenza delle regioni, cosa clamorosa e incredibile, perché è un'autonomia differenziata che non tiene conto delle nostre proposte e va nella direzione di spaccare il Paese. Allora si sono collegati anche De Carlo e Fincoli. Saluto allora senatore Luca De Carlo, buongiorno. Buongiorno. Nicola Finco, Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora partiamo dalla Lega. Finco, c'è un sorriso oggi per questo passaggio, diceva Lago, non siamo, è vero, tutte le critiche del mondo, ma non siamo mai stati così vicini, anche se siamo forse ancora lontani. Ma guardi, certamente, insomma, è una giornata importante, ovviamente non siamo arrivati ancora al risultato, però insomma si è messo il primo tassello per questa importante riforma strutturale del Paese, dobbiamo dirlo, insomma non abbiamo mai visto un provvedimento arrivare in Consiglio dei Ministri, un provvedimento così importante, quindi questo è il merito di un governo che ovviamente si è preso un impegno sul territorio, è il merito anche di un ministro, che è il ministro Calderoli, che ha una lunga esperienza del settore e che è riuscito insomma a far passare, a portare in Consiglio dei Ministri questo importante provvedimento, che rappresenta sicuramente il primo passo verso l'autonomia, che sicuramente insomma ha ancora davanti una strada diciamo tortuosa da affrontare, però insomma noi siamo fiduciosi che questo governo possa lavorare per i prossimi 5 anni tranquillamente, quindi abbiamo aspettato tanti anni, io penso il mio movimento è nato 30 anni fa con i termini dell'autonomia e del federalismo. Dopo 30 anni finalmente siamo riusciti a vedere un progetto di legge, un disegno di legge finalmente arrivare in Consiglio dei Ministri, e quindi adesso vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Sicuramente quello che secondo me deve fare il Veneto e le regioni che hanno veramente voglia di portare a casa questa autonomia differenziata è di non dividersi, ma di fare veramente un'azione di lobby e a tutela di quello che è stato il referendum fatto anche nel 2017. Cioè noi in queste ore, a parte diciamo quello che scrivono i giornaloni a livello nazionale, spaccatura del Paese, vediamo tutto il mezzogiorno che si sta muovendo di tutto e di più per mettersi attraverso a questa riforma, però forse dovrebbe svegliarsi anche un po' al nord, cioè nel senso questa non è una questione solamente politica, cioè non è una battaglia che può condurre il governatore Zaia piuttosto che i parlamentari veneti. Questa deve essere una battaglia del territorio, e quindi, come sto vedendo che nel Mezzogiorno si stanno muovendo le associazioni di categoria, enti sociali, culturali, economici, mi piacerebbe vedere che in questa regione, visto che spesso e volentieri io vedo associazioni di categoria che a volte vorrebbero loro fare politica al posto della politica, che iniziassero ad esempio su questo tema importante dire la loro, cioè esponendosi anche pubblicamente e ovviamente difendendo la causa delle ragioni che ha il Veneto piuttosto che la Lombardia, piuttosto che altri territori. Per quel che riguarda Bonaccini, cosa dire, è in campagna per le primarie, quindi fino a 2 mesi fa era un sostenitore del federalismo, mi ricordo è venuto qui a Vicenza in una riunione di Confindustria a parlare di autonomia, a condividere tutto con il presidente Zaia. Da quando è sceso in campo per le primarie basta, è diventato un centralista perché adesso deve difendere non so quale principio, perché comunque, ripeto, questa non è una riforma che va a togliere qualcosa a qualcuno, ma casomai è una riforma che cerca di migliorare anche la pubblica amministrazione in determinate zone del Mezzogiorno. Spiace però vedere che certi politici utilizzano l'argomento a seconda della convenienza. Poi, voglio dire, sappiamo che dobbiamo scontrarci contro un apparato burocratico, statale, ministeriale, che sicuramente farà di tutto per bloccare l'autonomia, però voglio dire, finalmente c'è un governo politico legittimato che ci crede in questo. Speriamo che non ci siano mosse strane da parte dei parlamentari della coalizione di centrodestra che appartengono a qualche altra area del Paese, però insomma se la politica ha un senso è giusto ovviamente che ognuno rappresenti il proprio territorio, però quello che è importante è che se uno dice un sì piuttosto che un no a una riforma, si formi, perché oggi sto sentendo tante cialtronate da parte di persone che la legge e la riforma nemmeno la conoscono, non sanno nemmeno cosa c'è scritto all'interno di quel disegno di legge che è andato in Consiglio dei Ministri. Quindi prima di parlare della secessione dei ricchi contro i poveri
e del pauperamento delle regioni del Mezzogiorno, insomma, analizziamo bene il testo e poi ovviamente andiamo avanti. Però bisogna anche dire che questo è un paese che magari negli anni ha fatto diverse riforme, ma forse manca una delle riforme principali, che è proprio la riforma dell'ossatura dello Stato, no? Perché lo Stato ha dimostrato in questi anni di non funzionare così come è strutturato. Cioè vediamo che comunque il debito pubblico aumenta, vediamo ci sono territori che hanno una pubblica amministrazione che funziona e altri territori che da sempre sono alle spalle di qualcun altro. L'Italia se corre ovviamente tutta assieme, se l'Italia vince assieme, non è che vince un territorio piuttosto che un altro. Quindi se le regioni del Mezzogiorno hanno la capacità di capire questo, sarà un bene anche per loro. Se loro si mettono di traverso vorrà dire che finché ci saranno 4 denari vivranno di assistenzialismo, ma prima o poi questi denari finiranno e non so quale potrà essere anche il futuro del Mezzogiorno e di determinate aree del Paese. De Carlo, allora, come la vede lei? Finco ha detto, insomma, Bonaccini è in campagna elettorale, ma c'è chi dice invece che la campagna elettorale per le regionali in Lombardia abbia spinto un po' anche a questo voto, nonostante ci siano comunque visioni diverse. Lei cosa ne pensa? Penso che bisogna conoscere un po' i fatti prima di fare certe dichiarazioni. Io credo che la campagna elettorale della Lombardia non sia così fortemente condizionata da una posizione del governo sull'autonomia, perché la regione Lombardia non ha in realtà dimostrato un grandissimo calore nei confronti del referendum che si è tenuto gli stessi giorni che si è tenuto in Veneto, per cui non credo che sia così preponderante il tema dell'autonomia in quella campagna elettorale. Sono d'accordo con Finco che sia molto più un tema da campagna elettorale per chi ha le proprie primarie interne. Tra l'altro il PD per vincere un'elezione deve fare le primarie perché almeno uno di loro vince, altrimenti normalmente vedo che fa un po' più fatica a vincere le elezioni, ma è anche comprensibile. Se oggi si schiera contro l'autonomia in Veneto, difficilmente credo possa pensare di recuperare qualche voto per le prossime regionali e io non posso che esserne felice naturalmente, anche perché qualche voto sono convinto che riusciamo a recuperarlo noi, o meglio a non perderlo, perché se è vero come è vero che oggi c'è in corso questa discussione sull'autonomia, ieri c'è stato il CDM, è altrettanto vero che c'è anche grazie soprattutto a chi come Fratelli d'Italia non è mai stato in un governo precedente, non ha mai avuto tempo e non ha fatto, e che oggi dopo 103 giorni, dopo aver dedicato 30 miliardi quasi di risorse alle bollette, cosa che avevamo sempre detto in campagna elettorale, si è dedicato anche a questo tema dell'autonomia grazie a un grandissimo e straordinario lavoro di Calderoli, che quando veniva criticato perché aveva presentato, stava presentando delle bozze, io ho pubblicamente difeso dicendo: un ministro che ha il mandato di fare una legge sull'autonomia cosa dovrebbe fare? Presentare cosa? Interrogazioni su altri temi? No, si è semplicemente dedicato tout court e ha fatto benissimo, tant'è che io, ripeto, non solo l'ho difeso, ma gliel'ho detto anche personalmente, che apprezzavo molto la sua maniera di lavorare e il suo metodo, e cioè dedicato, dedizione, bozze, si studiano, si guardano, tra l'altro non sono circolate come circolavano invece i governi precedenti, dove ogni CDM era preceduto da una riga di bozze per vedere la reazione che avrebbero avuto i provvedimenti su Facebook per poi farli o non farli, cosa che era il sistema che era stato individuato nel Conte 1 e mantenuto anche nel Conte 2, a maggior ragione ancora, e anche col governo Draghi. Oggi c'è un sistema un po' più serio, anzi molto più serio, per cui si commentano le bozze quando sono provvedimenti definitivi e non circolano bozzine, bozzucce, se non tra gli addetti ai lavori, che possono solo creare e generare confusione. È normale, lo vedo anch'io, nelle cose che oggi il PD si è un po' disorientato. Insomma, oggi iniziamo un iter sull'autonomia differenziata che chi non ha capito invito a studiare, non solo la norma ma anche gli approfondimenti di cosa significano i LEP, quale sia l'importanza delle regioni, quale sia il lavoro con le regioni, quali siano i passaggi per arrivare alla questione definitiva, con l'ultimo voto in Parlamento a maggioranza rinforzata, quindi a maggioranza assoluta, a dimostrazione di come il Parlamento sarà centrale anche rispetto a questo tema. Per oggi è un giorno nel quale la concretezza e la straordinaria capacità di mantenere quello che promette Giorgia Meloni ha la dimostrazione plastica. Quante volte sono venuto in questa trasmissione e sono stato accusato di essere contro l'autonomia, la Meloni contro l'autonomia, non si farà mai perché c'è Fratelli d'Italia.
straordinario che dopo 104 giorni la bozza non solo arrivi in CDM, ma venga votata all'unanimità tra gli applausi, a dimostrazione che quando noi diciamo una parola abbiamo solo quella, e quindi questo è un patrimonio che mettiamo a disposizione anche di tutti gli alleati che sanno che con noi possono fidarsi, perché quando noi una cosa la diciamo poi la manteniamo. I veneti lo avevano capito anche alle politiche scorse, perché se un veneto su 3 ha votato per Fratelli d'Italia non l'ha fatto contro qualcuno, ma l'ha fatto semplicemente perché riconosceva in noi la credibilità per fare le cose che altri non avevano fatto. Eccoci, un'altra dimostrazione anche per i veneti, che oggi, grazie allo straordinario lavoro del ministro Calderoli, oggi siamo ad avere una bozza all'interno della quale tanti potranno concorrere a migliorarla, e tutte le regioni, a seconda delle loro intenzioni, della loro volontà popolare, sceglieranno quali materie farsi trasferire e quali non farla, a costi, il tutto a saldi invariati, a tutto a saldi invariati. Quindi il riferimento che faceva Finco, speriamo che nessuno degli alleati poi cambi idea o ci sia qualche ostacolo, non è Fratelli d'Italia ma qualcun altro, a Forza Italia. Sono sicuro che Finco non si riferisce a Fratelli d'Italia, perché sarebbe smentito dai fatti, come è accaduto ultimamente, insomma. Quindi Finco non si riferisce a Fratelli d'Italia. Finco è troppo intelligente per farlo a noi. No, assolutamente no. La mia preoccupazione non è tanto i Fratelli d'Italia, cioè nel senso, ieri c'è stata la dimostrazione che la coalizione c'è, cioè voglio dire, mi ricordo anche settimane scorse le polemiche di Tajani sull'argomento, e piuttosto che di altri esponenti sia del Parlamento sia del governo di centrodestra, cioè ieri l'hanno dimostrato. Adesso ovviamente la parte importante spetta ai territori, ma spetta ovviamente al Parlamento, quindi io mi auguro che tutti i parlamentari, al di là della provenienza, ovviamente difendano quel provvedimento che è stato votato in Consiglio dei Ministri, e che se veramente la Costituzione in questo Paese ha un valore, si dia seguito a quello che è previsto a livello di autonomia differenziata. Quindi non è che noi abbiamo dei dubbi su qualcuno piuttosto che su qualcun altro, però siamo anche coscienti che non è una passeggiata questa autonomia, perché comunque è una riforma epocale all'interno di questo Paese, però insomma da qualche parte bisogna pure iniziare, no? E quindi penso che quello di ieri è stato un buon inizio. De Carlo, perché poi il discorso che diceva anche Baldin, che adesso vengo subito da Baldin, è adesso inizia un percorso, lo sappiamo, adesso il prossimo passo è la cabina di regia, il LEP, diceva Baldin, quello che poi emergerà e verrà realizzata come autonomia, se verrà realizzata, sarà probabilmente anche molto diversa dal disegno di legge che abbiamo sotto gli occhi, perché c'è un voto in Parlamento, ci sono diversi passaggi. Zanetti, il disegno di legge che abbiamo sotto gli occhi è una legge quadro di come arrivare alle intese, cioè stabilisce le regole del gioco. Quello che poi saranno le bozze che voteremo o le proposte che voteremo dipenderà A, da quello che le regioni chiederanno, B, dalla trattativa che avranno con lo Stato, e C, dalla volontà poi appunto di confermarla. Quindi oggi abbiamo solo scritto le regole del gioco. È come se oggi spiegassimo a Messi e a Neymar come si gioca a calcio. Adesso Messi e Neymar devono farci vedere come giocano. Questo è il tema. Dopodiché, se la Baldin sa già come arriverà come sarà il prodotto di tutto questo lavoro, beh, insomma, significa che ha la sfera di cristallo, però temo che non ce l'abbia la grande Baldin, ma nemmeno Luca De Carlo, e credo neanche Finco. Quindi staremo a vedere, è un work in progress. Oggi abbiamo stabilito le regole del gioco, e poi anche il partito della Baldin in Parlamento come in Regione potrà contribuire a scrivere una legge, a scrivere e a trasferire, a fare un'intesa che sia buona per i veneti e anche per tutte le altre regioni. Quindi siamo assolutamente consci che è un impegno difficile, non illudiamo i veneti che quest'anno avremo l'autonomia, ma che quest'anno lavoreremo tutti per portare a casa l'autonomia differenziata di questa regione e anche delle altre regioni che la chiederanno. Però non sarà immediato, ma sarà frutto di un grande lavoro e di una grande partecipazione democratica, perché se noi oggi avessimo lasciato semplicemente le regioni e il governo a fare una trattativa su quale iniziativa fare, sicuramente quelli che sono oggi all'opposizione ci avrebbero detto che era poco democratica, che lasciava poco spazio. In realtà questi sono 18 passaggi, non uno, che ci consentono di avere un quadro assolutamente compiuto di quello che sarà e che tiene conto delle istanze che vogliono le regioni. E quindi, guardate, è bello stabilire le regole del gioco, dopodiché Bonaccini, ripeto, povero, fino a ieri era strafavorevole
e oggi ha cambiato idea perché ha le sue primarie. Se noi avessimo detto un'altra cosa lui sarebbe stato su una posizione diversa, ma è normale quando sei in campagna elettorale. Però ciò non toglie che se vuole una forma di autonomia anche per la regione, per l'Emilia Romagna, quando avrà finito la sua campagna elettorale, dovrà fare un accordo anche lui con lo Stato e trovare la quadra per quello che lui crede e la popolazione dell'Emilia Romagna crede sia la miglior formula per intercettare e risolvere i problemi dell'Emilia Romagna. Quindi non ci trovo nulla di male. Allora, sul contributo del Movimento 5 Stelle ho visto molto perplesso Finco, ma ci arrivo subito. Allora, Baldin, a lei, poi sentiamo anche Terzo Polo e poi di nuovo Finco. Sostanzialmente c'è da dire che entrambi, sia il collega Finco che l'onorevole De Carlo, collimano con la mia versione dei fatti, ovvero il percorso che porterà a questa autonomia sarà lunghissimo, ci sono delle procedure che vanno rispettate, quindi questo primo step, che a detta proprio di De Carlo è un semplice mettere sul piano le regole del gioco, ha una strada molto lunga e tortuosa, come è stato detto anche dal collega Finco. Quindi noi abbiamo assolutamente sostenuto il referendum che si è tenuto in Regione del Veneto e come prevede la Costituzione vogliamo che ci sia l'autonomia differenziata perché è previsto, perché ci spetta. Dopo, da qui ad ottenerla ce ne vuole e speriamo che comunque ci siano dei tempi celeri e la volontà politica di tutte le forze politiche, perché come dicevo prima e come dicevano prima appunto anche i colleghi, la difficoltà sarà quella di mettere d'accordo tutti, dal nord al sud, su un piano che sia unico, un quadro unico. Poi chiaramente i dettagli questo non lo sappiamo né io né il senatore De Carlo sulle previsioni appunto attuative di quello che saranno le materie. Però c'è anche da dire che non si tratta solamente di dare un nome bellissimo che è quello di autonomia a un provvedimento, poi devono esserci i contenuti e questi contenuti devono essere dei contenuti seri o dei contenuti accettabili che la Regione sappia portare avanti con maggiore efficienza. E il punto critico che intravedo all'orizzonte è appunto quello anche delle risorse, perché chiaramente senza risorse adeguate si fa poco o comunque non è come ce l'avevano presentata a suo tempo anche dal Presidente Zaia, quindi la famosa questione dei 9 decimi delle tasse, dove è andata a finire. Insomma, sono numerosi i punti di domanda, quindi aspettiamo che ci sia un ulteriore tassello che va ad aggiungersi con la questione dei LEP, che poi vanno anche questi approvati. Insomma, è un percorso lungo, sicuramente ne avremo ancora da aspettare. Lago, condivide le perplessità di Baldin? Sì, in generale riprenderei un altro argomento che aveva portato avanti Baldin prima, ovvero che invece De Carlo ha escluso del tutto. Mi pare difficile escludere in maniera assoluta che appunto le tempistiche non siano state dettate anche dalla finalità di poter utilizzare l'autonomia come argomento elettorale, perché comunque adesso, per carità, magari in Lombardia non vi è stata un'affluenza uguale a quella del Veneto, però insomma, è cosa nota che anche in Lombardia il tema dell'autonomia è un tema che può giocare un ruolo per quanto riguarda queste prossime regionali. In questo senso io di nuovo torno a quanto detto prima, non si giustifica se non con una fretta di approvare questo provvedimento l'assenza di un passaggio in conferenza Stato-Regioni che avrebbe permesso anche di bypassare alcune delle criticità che ci sono anche proprio nel testo costituzionale, cioè nel riconoscimento generale di tutte queste materie. Se ci fosse stato questo passaggio si sarebbe veramente avuto la possibilità di avere un DDL che potesse davvero fare la differenza e in merito a quanto ha detto Finco io anche riconosco le perplessità e infatti va dato merito al merito, nel senso che il governo si è dimostrato certamente unito e questo fa ben sperare anche per quanto riguarda la seconda parte dell'iter, ovvero quella che viene dopo l'approvazione parlamentare. Però per quanto riguarda
la coesione di questo centrodestra, vengono dei dubbi per quanto riguarda per esempio il Parlamento e il raggiungimento di una maggioranza assoluta, e allora in questo senso ci sono più in generale dei dubbi sulla capacità di coesione di questo governo, visto che anche fino a questo momento da più parti è arrivata l'accusa che i provvedimenti adottati fino a questo momento siano stati un po' adottati per accontentare l'un partito piuttosto che l'altro. Viene un dubbio che ci sia una mancanza di una visione a lungo termine unitaria. Finco. Il ministro Calderoli comunque in questi 100 giorni ha fatto un grande lavoro, perché comunque ha incontrato tutte le regioni, ha incontrato i vari governatori e comunque con loro ha parlato di autonomia. È ovvio che difficilmente puoi mettere d'accordo un De Luca con il presidente Zaia, perché comunque De Luca ha una visione che è l'esatto opposto della visione che ha il nostro governatore. E dopo la politica è chiamata anche a decidere, cioè nel senso chi governa ha una linea politica che magari non è condivisa da tutti i governatori delle regioni, però comunque un testo di base di discussione ci deve essere. Quindi secondo me i passaggi che doveva fare Calderoli li ha fatti, e anche se avesse portato il testo in conferenza Stato-Regioni non avrebbe risolto alcunché, perché comunque vediamo che ci sono delle posizioni preconcette che sono un no su tutto, punto e basta. I 5 Stelle, la collega Baldin, ovviamente lei da brava politica veneta difende l'autonomia, però siamo coscienti delle dichiarazioni di Giuseppe Conte, tutti noi ci ricordiamo, noi della Lega per primi, che insomma ci ricordiamo benissimo cosa è successo in quel breve percorso che abbiamo fatto assieme a livello nazionale, e mi auguro mai più, cioè nel senso con una componente capitanata da Di Maio e contornata da tutti gli altri ministri di 5 Stelle, dove nessuno ne voleva sapere dell'autonomia. Oggi su un quotidiano importante del Veneto c'è un'intervista addirittura al ministro Stefani, dove ricorda alcune scene tragiche in Consiglio dei Ministri, che quando lei provava a parlare di autonomia c'era veramente il muro da parte di 5 Stelle che sull'argomento non ne volevano sapere. Tanto è vero che anche le dichiarazioni che ha fatto Conte in questi giorni sono dichiarazioni dove parla di spaccatura del paese, che abbiamo svenduto l'unità del paese per le regionali e tante altre chiacchiere al vento. E dopo, mi dispiace per la collega Baldin, sempre, però voglio dire, oggi possiamo tranquillamente dire, anche alla luce dei risultati delle politiche, che il vero partito del Mezzogiorno, ma non inteso come area territoriale, ma forse anche del sistema assistenzialistico del paese, è il Movimento 5 Stelle. Quindi il Movimento 5 Stelle, che ha il grosso del suo consenso nel Mezzogiorno, figuriamoci se non si scatenerà nei prossimi mesi con manifestazioni, con qualsiasi tipo di evento contro questa riforma. Però, per carità, pace all'anima di Conte, sarà il paladino del sistema amministrativo del paese che non funziona, delle regioni che non funzionano, di coloro che sono in costante perdita e che hanno magari tutto il sistema, diciamo, di gestione del pubblico che fa pietà. Sarà lui il paladino della mala amministrazione. Noi siamo felici di essere l'opposto, quindi coloro che chiedono maggiore responsabilità per gli amministratori locali, ovviamente anche maggiori materie, quindi capacità anche di amministrare meglio ciò che gli viene dato, però ovviamente è anche un sistema per pesare la qualità degli amministratori, no? Perché voglio dire, se tu comunque hai sempre uno Stato che ripiana le malefatte, è ovvio che tu dopo alla fine ti salvi sempre. Se inizi ad assumerti le tue responsabilità, le cose magari anche di fronte al tuo elettorato cambiano. Poi per la questione dei 9 decimi, è ovvio che noi, come sulla questione delle 23 materie, cioè è ovvio che quando siamo partiti con questa battaglia non è che potevamo chiedere 3 materie e nulla da un punto di vista economico. Siamo partiti con una battaglia perché sappiamo che se vuoi portare a casa poco devi chiedere tutto. E quindi siamo partiti con quelle 23 materie, poi ovviamente la questione dei 9 decimi, sappiamo benissimo, magari ci ridassero i 9 decimi, però allora sì che il paese sarebbe finito, perché dobbiamo essere coscienti che vorrebbe dire che gran parte del paese andrebbe in malora. Noi ci accontentiamo per il momento di avere le materie, di gestirle con gli stessi soldi che le gestisce oggi lo Stato, e ovviamente siccome penso che, come l'abbiamo anche dimostrato, a gestire le cose a livello locale siamo forse un pelino più bravi rispetto allo Stato centrale, se avremo degli avanzi di spesa, ovviamente questi soldi poi li utilizzeremo per fare altro. Però noi non chiediamo nulla di più, dateci le materie che poi ci pensiamo noi a gestirle. È uno dei settori principali che soprattutto in Veneto ha la necessità di maggiore autonomia, anche se già governiamo il settore, è la sanità, perché oggi noi abbiamo la necessità di attrarre medici e i medici li attrai ovviamente con tutta una serie di
servizi che puoi dargli, ma anche da un punto di vista economico. E oggi sono di quelle disparità. Basta vedere, guardi, ieri ho incontrato alcuni medici, mi dicono guarda, io preferisco lavorare in provincia di Trento perché se faccio il medico in Veneto prendo minimo 1.000 euro di meno rispetto alla provincia autonoma di Trento. E quindi voglio dire, noi come possiamo essere competitivi, attraenti e risolvere i problemi della nostra sanità quando abbiamo le regioni a fianco che hanno una capacità di spesa ma che comunque possono addirittura dare delle premialità ai propri medici per risolvere le tante difficoltà che hanno anche loro. E quindi c'è sempre, ci sono già oggi i cittadini di Serie A e di Serie B, perché voglio dire, siamo una regione, il Veneto, in mezzo a 2 regioni a statuto speciale, che hanno comunque una capacità di spesa, una possibilità di manovra, di gestire la cosa pubblica che è completamente diversa rispetto alla nostra. So che noi abbiamo la necessità di dare risposte ai nostri cittadini, però con strumenti diversi. Allora, o ci mettono, non dico tutti alla pari, ma o ci danno qualche strumento in più anche a noi, oppure difficilmente riusciremo a far fronte alle tante difficoltà che oggi abbiamo, ma insomma il periodo storico che stiamo vivendo e le tante difficoltà che abbiamo anche da un punto di vista economico. Sì, eccolo qua, adesso l'abbiamo visto, si era frizzato per un secondo, come si suol dire tecnicamente, ma l'abbiamo sentito tutto. Allora, Baldin, volevo ricordare, allora, visto che l'ha citate fin con le parole di Conte proprio ieri sera dopo l'avvenuto passaggio in Consiglio dei Ministri, ha detto si tratta il tema dell'unità d'Italia come fosse un affare privato tra i partiti della maggioranza, dice Giuseppe Conte, Meloni paga così il dazio a Salvini per averlo in maggioranza, ma di fatto svende l'unità d'Italia per qualche punto percentuale in più. E poi si sofferma su un tema, quello della scuola. Dobbiamo contrastare tutto ciò, soprattutto nel settore della sanità e della scuola. Dalla scuola passa tutto il nostro futuro, ha detto Conte, e la nostra identità nazionale. Non possiamo permettere che si costruiscano le premesse per 20 sistemi scolastici differenti. Non possiamo permettere che gli insegnanti vengano pagati a seconda del contesto, e qui fa riferimento invece alle parole di Valditara di qualche settimana fa. Così Conte, Baldin e poi sentiamo De Carlo. Sì, Conte riesce anche a cogliere degli aspetti che possono essere negativi di tutta questa riforma e coglie quell'aspetto che rispetto appunto alla previsione o a una boutade che era stata fatta dal Ministro dell'Istruzione avrebbe peggiorato già la situazione che vediamo che è sotto gli occhi di tutti, quindi una ondata che sarebbe arrivata dal sud di insegnanti per insegnare nelle scuole del nord, quindi a fronte di un maggior stipendio, quindi questa credo sia una boutade e ha avuto subito delle critiche molto pesanti, quindi non andrei oltre rispetto a queste previsioni. Dall'altro lato effettivamente bisognerà lavorare per portare tutte le regioni a un livello pressoché identico sotto alcuni profili, quindi sotto il profilo sociale, sotto il profilo della sanità. Credo siano temi importanti e il Veneto non è comunque esente da alcune problematiche, delle quali tra l'altro ha citato alcune anche il collega Finco. Siamo scesi sotto nella scala delle regioni per quanto riguarda ad esempio il sociale, quindi anche di questi temi bisogna tenerne conto. Non va sempre tutto bene, quando si peggiora la situazione bisogna anche correre ai ripari, o ad esempio sotto il profilo delle morti sul lavoro, che ricordo siamo la seconda regione per incidenza di infortuni mortali sul lavoro. Questo, come la questione appunto che si citava della sanità, dei medici che mancano, delle liste d'attesa che sono infinite, quindi costringono il cittadino a rivolgersi alla sanità privata, sono temi che vanno affrontati, quindi non pensiamo che vada tutto bene o non creiamo comunque facili entusiasmi, come vedo dalle parole che sono state dette poc'anzi da alcuni colleghi. Crediamo che questo percorso sia comunque lungo, lo abbiamo detto un po' tutti, quindi cerchiamo di evitare di creare false aspettative nei cittadini e soprattutto di raccontare una realtà diversa, perché è ancora tutto da vedere, è ancora in itinere, per cui si dovranno affrontare tanti nodi. Ultimo, ma non per importanza, ma solo per questione temporale, il passaggio in Parlamento, e lì sarà interessante vedere se effettivamente tutta la componente
dei parlamentari leghisti e di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, eccetera, voteranno convintamente questo disegno di legge, questa legge, perché diventerà legge dello Stato. Per cui la cosa interessante sarà quella: facile scaricare le colpe su governi precedenti quando si è stati comunque in politica da 30 anni, e facile anche scaricare su persone che adesso non sono qui per difendersi, che magari hanno anche fatto altre scelte politiche, non sono più del Movimento 5 Stelle, hanno fatto altri percorsi e scelto altre strade. Ecco. De Carlo. Ma io partirei dalla considerazione che ha fatto il consigliere Baldin alla fine, e cioè che non dobbiamo raccontare una storia diversa dalla realtà. Allora, raccontiamola questa storia. Perché non c'è stato un passaggio in conferenza Stato-Regioni? Perché c'è un passaggio in un'intesa tra lo Stato e la Regione nelle modalità che deciderà la Regione, decideranno i consiglieri, anche la Baldin, con il proprio voto, di quali saranno le materie da farsi trasferire. Questo solo quando saranno stati calcolati i livelli, i famosi LEP. Perché? Perché dovranno capire quanto costa una prestazione in Veneto. Verrà trasferito esattamente quello che oggi il Veneto percepisce per svolgere quella prestazione. Se il Veneto sarà così bravo da svolgere la stessa prestazione ad un prezzo, ad un costo più basso, le risorse che rimarranno, cioè quelle risparmiate, il Veneto, e quindi il governatore e il Consiglio, compresa la Baldin, potrà utilizzarle e destinarle all'erogazione di altri servizi o a implementare quelli che ci sono. Quindi perché le altre regioni dovrebbero lagnarsi di tutta questa operazione? Non c'è un perché, e infatti il perché è solamente ideologico, perché se il De Luca non vuole il trasferimento delle materie perché non è in grado, perché pensa che la sua struttura della regione non sia in grado di svolgerle, semplicemente non le chiede, ma non gli cambia nulla se invece Luca Zaia, che è in grado, che sa che magari 3 materie, 10 materie, 11 materie, 23 materie riesce a gestirle in maniera più efficace e ad un costo più basso, a Luca Zaia verranno trasferite le stesse risorse che sono erogate oggi dallo Stato per svolgere gli stessi servizi. Quindi non c'è un depauperamento delle risorse a disposizione generale della nazione, per cui non può esserci un voto contrario, semplicemente è un voto che si modula su un accordo che c'è tra lo Stato, che non spende un euro in più, e la Regione, che vuole le competenze con le risorse che lo Stato ha speso fino adesso per svolgere quelle cose. È tutta demagogia quella della nazione spaccata, della conferenza Stato-Regioni. Cosa avrebbe dovuto sancire la conferenza Stato-Regioni? Cioè, cosa avrebbe dovuto sancire? Cosa avrebbe potuto dire di differente tra l'accordo lo fanno le regioni e lo Stato? No, ditemi, perché se mi si risponde a sta domanda, io allora dico, forse meritava un passaggio in conferenza Stato-Regioni, che c'è, sul parere, sulla bozza, una volta che la Regione ha deliberato quale materie vuole, si fa un accordo d'intesa, quella intesa passa alla conferenza Stato-Regioni, va in aula una prima volta, torna con eventuali cambiamenti sia in Regione che al governo. Cioè c'è un iter che è complesso, ma a garanzia che tutto venga svolto nell'assoluta trasparenza e senza, ripeto, senza tirare via un euro a chi oggi ha servizi magari erogati dallo Stato su materie che oggi sono dello Stato in una determinata regione. Quindi la conferenza Stato-Regioni non c'entra nulla, è semplicemente l'unico strumento in mano a Bonaccini fino a ieri per tenere fermo tutto questo lavoro e non farlo presentare prima della campagna elettorale, perché la campagna elettorale a lui sì, dà fastidio averla in questo momento. Non al centrodestra, posso farvi una considerazione, sono 3 le regioni che vanno al voto. Il Friuli Venezia Giulia l'autonomia ce l'ha già. La Lombardia vi ho già spiegato che non è un tema di grande campagna elettorale, e nel Lazio è un tema da campagna elettorale zero. Quindi ditemi perché sarebbe campagna elettorale. E se no invece il frutto
in poco tempo, 100 e rotti giorni, del lavoro di un bravo ministro, che non finirò mai di dire che è bravo, perché ci credo, e di una premier che, quando ha promesso che si sarebbe occupata di autonomia, l'ha portato in Consiglio dei Ministri, dopo 102 giorni. Su via. Io capisco che tutti oggi soffrano, io lo so, non è facile vedere gli altri che realizzano le cose mentre chi è stato al governo 5 o 10 anni, come nel caso del PD, non ce l'ha fatta. Però bisogna arrendersi che c'è uno Stato efficiente, e oggi è rappresentato dal centrodestra, e uno che invece, con la scusa del fatto che tanto qualsiasi governo cambiasse, loro governavano comunque, si è seduto a tal punto che oggi non è in grado più di interpretare i problemi e le esigenze dei cittadini. E adesso tocca a noi, cercheremo di governare noi assieme, pur nelle nostre grandi diversità, sotto certi aspetti, con il mio amico Finco, e cercheremo di essere utili ai veneti, a tutta questa nazione, punto. Si chiama democrazia, soprattutto quando, come questa volta, il governo o la forma sono i cittadini a dettarla nella sua grandissima maggioranza, e quindi non è frutto di un accordo raccogliticcio come sono stati i governi negli ultimi 5 anni e anche i governi prima. Basta, lasciamo che sia poi i cittadini a scegliere alla fine di questo quinquennio se vogliono ridarci la fiducia perché abbiamo mantenuto quello che abbiamo promesso, oppure se vogliono farsi rappresentare da un'altra forza politica. Però raccontiamo questa legge per quello che è e non per quello che qualcuno vorrebbe fosse. Allora, Lago voleva rispondere sulla questione della conferenza Stato-Regioni mancata, diciamo. Sì, allora, innanzitutto ci tengo a specificare che la mia posizione è abbastanza differente da quella di Bonaccini, nel senso che io non ho ancora capito bene, cioè Bonaccini ha citato la conferenza Stato-Regioni, però non ha citato nel merito che cosa richiedesse alla conferenza Stato-Regioni, quindi non so se mi trovo d'accordo con Bonaccini. Fatto sta che è quello che intendo dire io, e lo faccio più in generale. Se noi abbiamo, e mi pare che ce l'abbiamo, tra l'altro tutte le persone collegate in questo momento, l'obiettivo che ci sia anche un'approvazione parlamentare dell'autonomia differenziata, e prendiamo atto, e mi sembra che abbiamo preso atto, che l'ostacolo principale sia la narrazione per cui lo Stato rimarrebbe spaccato, che quindi potrebbe portare a una vera e propria mobilitazione magari anche nell'Italia meridionale, e che quindi potrebbe mettere in discussione una maggioranza assoluta, anche proprio per fini strategici. Magari alcuni partiti possono schiacciarsi completamente in quella direzione per prendere consenso al Sud. Se noi prendiamo atto che questo è l'ostacolo principale, allora perché non fare il passaggio in conferenza Stato-Regioni? Il passaggio in conferenza Stato-Regioni ti dà 2 vantaggi, uno simbolico e uno pratico. Il vantaggio pratico è quello che ho detto prima, ti permette di discutere, ma magari addirittura di assumere un vero e proprio impegno concreto a non richiedere l'autonomia su determinate materie per cui non ha nessun senso che l'autonomia esista, e dall'altro lato ti permette anche di... Ma di cosa parliamo? Aspetta un attimo, mi faccio finire. Facciamo finire il... Io ho l'impressione che tu non abbia letto la bozza. No, io l'ho proprio letta la bozza. E perché non dovrei averla letta? Ma non è possibile. Ma come puoi dire che la conferenza Stato-Regioni può dire se uno chiede l'autonomia o no? Spetta ai consigli regionali. Non ho mai detto questo. Non ho mai detto questo. Aspettiamo un attimo. La conferenza Stato-Regioni avrebbe potuto rappresentare un'opportunità per le regioni di trovare determinata concordia e quindi di prevenire vere e proprie mobilitazioni a livello nazionale, cioè a livello di nord e sud. Noi abbiamo l'interesse che il nord e sud non rimangano spaccati, e l'abbiamo detto tutti quanti insieme. Abbiamo l'interesse che non prevalga una narrativa demagogica volta a dire che questa cosa crea problemi al sud, e l'abbiamo detto insieme. La conferenza Stato-Regioni era proprio l'opportunità per avere tutte le regioni che discutevano insieme. Poi se non si fosse trovata una sintesi, se non altro potevi dire di aver fatto il passaggio e il DDL sarebbe passato comunque in governo. Ma allora io mi chiedo, perché non fare quel passaggio? Ma sai cosa avrebbero detto al governo se avesse fatto questo passaggio e non si trovava la quadra? Che il governo andava avanti nonostante il parere contrario di X numero di regioni, che non c'era l'unanimità. Gli accordi sono tra lo Stato e le singole regioni. Non c'è bisogno che De Luca decida quale debba essere l'accordo tra Zaia e il governo. È questo che vi sfugge. De Luca vale qua abbiamo messo le regole del gioco per cui sia Zaia che De Luca possano decidere
quali sono le materie da farsi trasferire. Non vedo perché io dovrei decidere o dire a De Luca quali sono le materie, e non vedo perché De Luca potrebbe dire a Zaia quali sono le materie. Cioè, ma non l'avrebbero mai fatto. Ma non sto dicendo... No, infatti questo qua è fuori dubbio, è fuori dubbio. Io ho detto e allora cosa vai in conferenza unificata a fare? Per dare un segnale, per dare un segnale. Ma quale segnale? Sono 5 anni che vanno i governi, compresi tutti i governi senza Fratelli d'Italia, vanno in conferenza Stato-Regioni e non è uscito nulla. Perché? Perché tutti non hanno nessun interesse a farlo, perché Bonaccini era d'accordo fino a un momento prima, oggi non è più. Oggi si è deciso di fare gli accordi Regione-Stato, che è quello che prevede tra l'altro la Costituzione. Non c'è scritto da nessuna parte in Costituzione che deve scegliere la conferenza delle regioni, da nessuna parte, che si fanno accordi con le regioni. Così si fanno. Quando si è fatto l'accordo si va in conferenza Stato-Regioni per il parere, si va in Parlamento una prima volta e poi si ritorna in Parlamento una seconda volta. Dai, su, via, su. Vabbè, insomma, adesso il punto era chiaro, poi adesso se lo si vuole mettere da parte va bene. Le chiacchiere, Lago, il tempo delle chiacchiere è finito, perché sotto c'è scritto autonomia 1929 giorni dopo. Se voi volete una commissione in più per chiacchierare, fatevela. Non è una commissione in più per chiacchierare, è che se poi ci troveremo nella situazione per cui effettivamente rischia di non passare in Parlamento, allora lì ce lo poniamo il problema. Cominciate a raccontare ai vostri elettori cosa è scritto nella bozza e non cose diverse dalla bozza. Vedrete che anche i vostri elettori, che probabilmente sono elettori che sono andati a votare per il referendum, sono assolutamente a favore di un accordo che si fa tra lo Stato e ma questo non è in discussione, è ovvio che sia così. Da cosa devo dire io? Ma questo è fuori discussione, stiamo parlando del nulla. Io non ho mai detto che il chiaro. Vabbè, dai, insomma, penso che più o meno si sia capito a casa. Le posizioni sono chiare. Finco, e poi andiamo in pubblicità. Questo si è capito chiaro. Finco. Non la sentiamo però adesso. È un po' disturbato il segnale. Allora facciamo fin troppo discreto. Allora facciamo così, approfittiamo della pausa pubblicitaria che è adesso, e magari se Finco si stacca e si ricollega, così partiamo da lei. Allora pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora saluto, perché deve andare via, il senatore De Carlo. Senatore, grazie per essere stato con noi. Ve le posso rubare 30 secondi per cambiare un secondo argomento. Come lo vede una ipotesi Luca Zaia candidato alle regionali 2025? Se passa quel tetto, l'abolizione del tetto. Noi siamo sempre stati contro ogni vincolo di mandato. Lo dico contro il mio interesse, perché non vorrei essere costretto a fare il quarto mandato da sindaco, ma siamo contro ogni vincolo di mandato. Sono i cittadini che devono scegliere se uno può continuare a fare il sindaco, a fare il presidente di provincia, a fare l'assessore. Vale anche per gli assessori, secondo me, vale anche per i presidenti di regione. Dopodiché sarà lo stesso candidato a vedere se ha ancora gli stimoli, non solo nel caso di Luca Zaia, ma nel caso di qualsiasi candidato, per svolgere il proprio mandato, oppure saranno le segreterie dei partiti e i cittadini e l'umore generale dell'opinione pubblica prima a dire se esistono candidati diversi o differenti, ma nessuna limitazione per legge del fatto che qualcuno possa svolgere o meno un mandato. Almeno noi la pensiamo così, questa è la posizione ufficiale di Fratelli d'Italia. Grazie mille senatore, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Allora vediamo se Finco è riuscito a ricollegarsi, non ancora. Baldin, cominciamo a tirare un po'. Sì, eccolo qua. Finco, allora tiriamo un po' le fila perché stiamo per chiudere, manca ancora un quarto d'ora circa. Tiriamo un po' le fila di questa situazione sull'autonomia. Allora, abbiamo detto, è un primo passo che dove porterà secondo lei, realisticamente parlando? Ma guardi, io sono fiducioso, cioè nel senso, in questi anni ne abbiamo viste tante e quindi spero che questa sia veramente la volta buona. Insomma, penso ci siano ora le condizioni politiche per portare a casa il risultato e quindi siamo nelle mani dei nostri parlamentari e dei nostri leader di partito.
Temete, faccio una domanda cattiva, temete che questo passaggio dalla parte vostra ovviamente è un successo, chi lo critica non lo definisce un successo, ma insomma che questa svolta possa essere, come dire, politicamente accalappiata da Fratelli d'Italia, visto che comunque è una battaglia della Lega da sempre? Ma no, guardi, noi siamo nati con il federalismo e l'autonomia, cioè sicuramente noi non ne facciamo una questione di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, cioè a noi interessa il risultato e come dicevo prima, io mi auguro che questa non sia solamente una battaglia politica, perché deve essere una battaglia del territorio che deve coinvolgere assolutamente tutti e spero di vedere, quando sarà ora di votare le intese in Parlamento, che non ci siano distinzioni politiche tra esponenti della Lega, i Fratelli d'Italia, dei 5 Stelle e del PD, ma che i veneti rispondano ai veneti. Cioè questo mi piacerebbe vedere una volta ogni tanto i veneti fare le stesse cose che fanno i parlamentari del Meridione, cioè fare massa critica in difesa del proprio territorio. Questo devono assolutamente fare. Dopo, insomma, penso che tutta Italia sa che il federalismo e l'autonomia sono nati attraverso la Lega. 30 anni fa ci davano dei pazzi, oggi è un tema caldo di tutti i partiti e in tutte le campagne elettorali. Quindi dobbiamo dare il merito alla Lega, in particolare, mi permetto di dirlo, ad Umberto Bossi, che è stato il padre di questo movimento e che ha dato la sua vita proprio per portare avanti questa battaglia sacrosanta. Uno Zaia ipotetico candidato, se passasse l'abolizione del tetto ai mandati, come lo vedrebbe nel 2025? O invece la Lega in Veneto ha bisogno anche di capire se c'è un dopo Zaia? No, beh, guardi, se Zaia decidesse di fare un altro mandato e la legge glielo permettesse, sarebbe una manna, cioè nel senso risolverebbe sì i problemi all'interno della coalizione nel decidere chi deve fare il candidato presidente, ma anche all'interno della Lega, perché non si aprirebbe nessuna discussione in quanto il candidato ce l'abbiamo, è una persona che ovviamente ha dimostrato in questi anni le sue capacità e di saper ben gestire una regione importante come il Veneto, quindi la cosa, insomma, il problema non si porrebbe. Se poi non cambia la norma a livello nazionale, allora qui si apre tutta un'altra fase, perché ovviamente ci sarà una trattativa all'interno della coalizione e ovviamente anche all'interno della Lega per decidere il successore. Però noi siamo fiduciosi e speriamo, insomma, che il presidente Zaia possa ancora essere il candidato presidente di questa regione. Intanto il 12 febbraio, ufficializzato oggi, insomma, dal commissario Stefani, è il giorno del congresso. Domenica 12 febbraio, il giorno del congresso per Treviso. Era molto attesa questa data? Sì, c'è Treviso e dopodiché ci sarà anche Vicenza, insomma sono due province importanti che ancora devono celebrare i congressi e dopodiché penso ci avvieremo al congresso regionale, in quanto siamo un movimento che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo, c'è molto dibattito interno. Guardi, io sono iscritto da 20 anni a questo movimento e non l'ho mai visto così frizzante come adesso. L'importante è comunque dopo la fase congressuale ricompattare le fila e ovviamente riprogrammare quella che è l'attività sia sul territorio, quindi mettere la testa sulle prossime amministrative non solamente di quest'anno ma del 2024, che ci sarà un'importante tornata elettorale, e poi prepararci ovviamente alle regionali del 2025, perché insomma ancora una ottima classe dirigente, ancora tanto da dare a questi territori. Baldin, allora, due cose, tiriamo le fila appunto sull'autonomia, cosa bisogna aspettarsi, e secondo anche sul tetto ai mandato per i governatori, che a quanto pare, insomma, l'abbiamo letto e visto e sentito, è una richiesta trasversale, non solo ovviamente della Lega. Beh, inizierei da quest'ultima. A nostro avviso ogni democrazia serve sempre un rinnovamento e quindi per il bene di tutto il Veneto credo sarebbe necessario un turnover, diciamo così, perché anche il presidente di una regione non deve essere esente da un rinnovamento che serve nella classe politica dopo tanti anni, perché sappiamo che il presidente Zaia governa dal 2010, quindi sono tantissimi anni in cui appunto si è fatto sicuramente del bene, ma magari qualcosa si è anche sbagliato e quindi è giusto che ci sia una nuova possibilità per qualche altra persona. Poi se sarà cambiata la legge questo non lo possiamo prevedere. Ci sono chiaramente delle questioni che stanno analizzando a livello statale, però io ritengo che servirebbe una nuova caratterizzazione del Veneto, perché è evidente che se
Zaia è l'unica persona ancora, diciamo, papabile per il centrodestra, è chiaro che c'è un problema di fondo nella classe politica dirigente dei partiti, che non riescono a trovare un'alternativa a uno che è presidente della regione dal 2010, quindi questo è un problema sicuramente interno alla componente del centrodestra, alla maggioranza del centrodestra. Una soluzione di compromesso che vede alla fine mettere assieme i cocci e non dà la possibilità a Fratelli d'Italia di designare una nuova avversaria o un nuovo avversario che possa dare del filo da torcere a Zaia. Quindi questa è la fotografia attuale. Io spero che alla fine ci sia una presa di coscienza del fatto che in democrazia funziona così, ovvero c'è un avvicendamento sempre sulla base di elezioni, chi vince poi governa, però a tutto c'è un limite, quindi anche sotto questo profilo, come ci dovrebbe essere un limite per gli assessori e per i consiglieri regionali. Sappiamo che la legge regionale da ultima modifica è stata rivista dando la possibilità a chiunque di candidarsi all'infinito, e anche questo secondo me non fa del bene alla democrazia, perché è evidente che chi oggi ricopre un ruolo ha delle possibilità economiche e una visibilità che altri al di fuori di questa istituzione non hanno e non potranno mai avere, quindi è ovvio che potranno succedere i prossimi anni sempre le stesse candidature e le stesse persone. Per cui ecco, rigettiamo totalmente questa ipotesi, ovvero di un quarto mandato del Presidente, non in quanto alla figura in sé, ma proprio per una questione di democrazia, e quindi diciamo eliminare un possibile rischio di, diciamo così, incancrenamento della figura del Presidente o di chiunque altro all'interno di un'istituzione che può essere la Regione del Veneto, come a livelli anche locali, perché anche il sindaco se ne parla, si sta discutendo, quindi lasciare la possibilità a altri sindaci di fare un terzo, un quarto e poi chissà quanti altri mandati, non credo sia una buona soluzione per garantire il pluralismo e la democrazia a livello di politica, insomma, di consiglio comunale o altri enti interessati. Lago, la sua idea su questo? Allora, da un lato vi è il fatto che è ovvio che il principio per cui c'è un limite ai mandati serve al rinnovamento, al fatto che vi è un indubbio vantaggio nel momento in cui si è in un contesto di benessere, e in Veneto siamo in un contesto di benessere rispetto al resto d'Italia, per cui il candidato uscente si trova in indubbio vantaggio rispetto agli altri candidati. Quindi ci sono un po' tutti questi principi che però confliggono con quanto diceva lei prima, ovvero il fatto che la richiesta appare trasversale, quindi a me vengono dei dubbi, piuttosto delle perplessità su quanto ci sia il timore per il rinnovamento, ma diffuso in tutte le regioni, su quanto ci sia il timore per le nuove classi politiche, per il diverso, per il nuovo, e questo ci dovrebbe porre una riflessione da un certo punto di vista. Intanto, allora, venendo alle amministrative, siamo davvero agli ultimi minuti. Domani si presenta ufficialmente Rocco, è stato a lungo, insomma, caldeggiato, alla fine ha sciolto le riserve. Parliamo delle amministrative a Treviso, quindi si scende in un agone, diciamo, politico che vede già un'area molto frizzante, lo diciamo prima, tra Denardi e Conte. C'è anche Maurizio Mestriner che, insomma, ha già fatto sentire la sua voce, il Movimento 5 Stelle in questi giorni. L'abbiamo anche ospitato nella nostra prima edizione. Che agone politico trova Rocco? E trova proprio questo, quanto ha detto, nel senso che ci troviamo di fronte a un contesto di contrasto ideologico che abbiamo sempre visto in politica a livello nazionale, ed è uno dei motivi per cui il Partito Azione, ma più in generale il Terzo Polo, ha cercato di imporsi nel panorama nazionale, ovvero per trovare una soluzione nuova a quei conflitti ideologici che non trovano granché senso nella praticità delle cose, e in questo senso Nicolò è un candidato perfetto. Siamo davvero felici di aver ottenuto appunto la sua risposta
La sua risposta positiva è sempre stata la nostra scelta fin dal primo momento. Nicolò, insomma, è un candidato giovane, è un candidato che ha dimostrato di avere una grande esperienza e grandi capacità sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista di impegno lavorativo e sociale con quanto visto Conte di Treviso, e in questo senso per noi rappresenta perfettamente il profilo che sarà in grado di portare un po' di sintesi nel tema politico. Su cosa dovrà puntare secondo me come prima cosa? Ma nello spezzare gli schemi di cui ha parlato, nello spezzare questo clima frizzante, l'abbiamo chiamato così, ma insomma è chiaramente un eufemismo di conflitto eccessivo, e cercare di portare proposte concrete e soprattutto visione pragmatica per la città. Allora, siamo davvero in chiusura. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Vittorio Lago per essere stato con noi, sicuramente ci vedremo domani alla presentazione di Rocco, ringrazio Nicola Finco per essere stato con noi, anche Erika Baldin, buon lavoro anche in Consiglio regionale, ci risentiremo e ci rivedremo nei prossimi giorni. Allora, alla regia vediamo quest'ultimo servizio, poi facciamo l'ultimo aggiornamento se ci sono notizie. Parliamo di Bebe Vio che è pronta a tornare in pedana dopo un periodo un po' difficile, lei stessa a raccontarlo. Allora vediamo il servizio con Bebe Vio, grazie ai nostri ospiti, grazie a Vittorio Lago. Grazie. Con la consueta carica di energia, la campionessa di scherma paralimpica moglianese Beatrice Bebe Vio rompe il silenzio e spiega il perché di questa lunga assenza. Il doppio Tokyo è stato pesante, ha affrontato e superato anche alcuni interventi chirurgici. Ora è pronta a tornare per un'altra Mission Impossible, sempre con il sorriso. Per riassumere quest'ultimo periodo, diciamo che il post Tokyo è stato un po' più pesante del previsto, a livello fisico intendo. Tutte le operazioni fatte prima sono andate benissimo, infatti l'Olimpiade, come avete visto, è andata molto bene, la Paralimpiade di Tokyo è andata molto bene, e dopo Tokyo abbiamo riniziato, diciamo, a rimettere insieme i pezzettini in qualche modo, abbiamo fatto varie operazioni, abbiamo provato a sistemare la spalla destra, il gomito sinistro, le anche, insomma un po' tutto, stavo cadendo a pezzi, però mi hanno aggiustata, mi hanno rassettata tutta. Obiettivo: Parigi 2024. Dobbiamo tornare, bisogna rifare la qualifica, c'è la prima gara, lo scopo della prima gara sarebbe marzo, adesso forse dicendolo me la sto tirando parecchio, però nel caso vi faremo sapere, perché abbiamo bisogno tanto di tifo, abbiamo bisogno tanto di voi che ogni volta ci mandate un sacco di messaggini molto molto carini dove insomma ci incitate a tornare, ci incitate a fare di più, a dare di più. Non solo scherma, anche studio. Ecco allora un altro annuncio. Ho iniziato anche la mia ultima sessione di esami. E se Santo Totti vuole sarebbe figo riuscire a laurearmi entro maggio, mettiamolo così, forse dicendo anche questo me la sto tirando anche questo, oggi è la giornata che me la tirano un sacco di cose, però niente, no, è un insieme di cose, sono tante cose, sono tanto belle, bisogna lavorare tanto su tutte per riuscire ad ottenerle chiaramente, però niente, sarà un'altra Mission Impossible da riuscire ad ottenere, ma insomma abbiamo, come sapete, c'è una famiglia, una squadra, degli amici e un sacco di persone fortissime intorno. Meravigliosi come sempre l'entusiasmo e il sorriso di Bebe Vio, e quindi in bocca al lupo. Con questo servizio ci salutiamo, vi ricordo alle 18:30 i nostri telegiornali e vi racconteremo anche in diretta l'arrivo di Calderoli a Vicenza. Grazie, arrivederci.